Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Siamo in diretta anche per questo venerdì 3 giugno per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, della politica e dell'attualità. Tanti i fatti che vi dobbiamo raccontare. Qui con me, compagno di viaggio per questa prima parte della diretta, Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Io partirei come sempre dalla cronaca, dagli aggiornamenti. Allora, partiamo dal maltempo, perché proprio ora scatta l'allerta gialla sul fronte meteo. A diramare questa allerta il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, che ha dichiarato lo stato di attenzione, quindi allerta gialla per criticità idrogeologica riferita allo scenario per temporali forti. Lo stato di attenzione è valevole, vi cito la nota, dalle ore 12, quindi da adesso, del 3 giugno fino alla mezzanotte di sabato 4 giugno. Non si tratta però di un allarme che riguarda tutto il Veneto, infatti anche stavolta si tratta di un'allerta focalizzata su Dolomiti e Prealpi. La probabilità di rovesci e temporali sparsi, specie su queste zone, con rischio un po' più basso sulle Prealpi. Non si escludono inoltre fenomeni localmente intensi e grandinate. Un po' il copione che abbiamo vissuto la scorsa settimana, che aveva vissuto anche la provincia di Belluno, dove c'era il tappone dolomitico. Alla fine fortunatamente c'era l'allerta gialla, ma non ci sono state particolari criticità, tanto che lo stesso presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, all'indomani aveva parlato di meteoterrorismo, perché in tanti non si erano poi presentati sulle Dolomiti per il tappone. Però sappiamo come funziona in questi casi, sindaco, ci sono dei dati e l'allerta in qualche modo va data. Diciamo che il meteo non è una scienza esatta, si basa su dei calcoli probabilistici. Certo, effettivamente in alcuni casi abbiamo vissuto anche negli anni recenti purtroppo indicazioni dove sembrava dovesse accadere chissà cosa e per fortuna poi non è successo, o viceversa dove si sono sottovalutati gli allerta meteo. Certo. E noi continuiamo con la cronaca che ci porta in Trentino per una notizia tragica. La possiamo vedere anche dall'Adige.it. Un base jumper americano di 33 anni si è schiantato sulle rocce ed è morto nella zona di Brento. Si è lanciato dall'Exit Happy Birthday, così si chiama, del Monte Brento, nel comune di Dro. L'uomo, dopo una caduta di oltre 200 metri, è stato recuperato in località Coste, ormai senza vita, dagli operatori della stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino e dal medico soccorritore di Trentino Emergenza, calati con il vericello dall'elicottero del Nucleo Vigili del Fuoco di Trento, e quindi trasferito con l'elicottero presso il centro sportivo di Oltra. Tra le cause della tragedia, la non apertura della vela e del paracadute che avrebbe dovuto sostenere e portare a terra il base jumper dotato di una tuta alare. Resta grave, ma fortunatamente sarebbe fuori pericolo di vita. Il bambino di 5 anni è rimasto schiacciato dal cancello della propria abitazione nella giornata di ieri. Erano le 17 a Valeggio sul Mincio, siamo nel Veronese, nelle vicinanze del lago di Garda. Il piccolo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Come vi dicevo, quindi l'incidente verso le 17 di ieri. Inizialmente la paura è stata, potete immaginarlo, tantissima. E ritorniamo in montagna. Cortina d'Ampezzo è stata una serata molto concitata per i soccorritori del Soccorso Alpino, che sono intervenuti per una coppia di alpinisti tedeschi in difficoltà sul Sas d'Estria. Diciamo che la cronaca diramata dal Soccorso Alpino è particolarmente dettagliata. Fatto sta che è un mix, come spesso accade, di inesperienza e a volte anche di faciloneria, chiamiamola così, visto che si stava battendo il maltempo sulle Dolomiti. Alla fine, come sempre, gli uomini del Soccorso Alpino
bellunese, delle Dolomiti bellunesi, sono riusciti a fare la differenza. E scendiamo nel Trevigiano, dove sono attesi in centinaia oggi pomeriggio alle 16 alla chiesa di San Bartolomeo di Breda di Piave per l'addio a Marco Gasparin, morto dopo essere uscito di strada con la sua moto a poche centinaia di metri da casa. Non mancheranno i colleghi dell'Electrolux, dove il 51enne lavorava come impiegato, i tanti amici, e non mancherà nemmeno una rappresentanza di sommelier della FISAR, associazione di cui faceva parte ormai da qualche anno. Decine in questi giorni messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia, la moglie Valeria Piovan e il figlio Alessio di 19 anni. E c'è un'altra comunità in lutto, quella di Mogliano Veneto, in particolare il mondo dello sport, per la morte di Paolo Giusto, storico fondatore della Polisportiva e per 30 anni insegnante di educazione fisica a Mestre. Fatale un viaggio in moto negli Stati Uniti. Le ultime foto postate sul profilo Facebook che aveva creato appositamente per il suo viaggio da sogno ritraggono New Orleans il 23 maggio. Ed è proprio qui, in Louisiana, che la sua vita si è fermata per sempre, contro l'auto di una donna che si è schiantata contro la sua moto. La notizia della tragica morte di Paolo Giusto, che avrebbe compiuto 73 anni ad agosto, è rimbalzata in poco tempo dagli Stati Uniti in Italia, segnando più di una comunità. Quella di Sanremo, dove si era trasferito da alcuni anni per stare vicino alla figlia e ai tre nipotini. Quella di Mestre, dove per 30 anni è stato professore di educazione fisica al liceo Giordano Bruno e allenatore del CUS Venezia. E quella di Mogliano, dove è stato uno dei fondatori della Polisportiva e storico allenatore della squadra di volley femminile. La passione per lo sport, per le moto e per gli USA. Aveva già percorso la mitica Route 66, il coast to coast da Atlantico a Pacifico. Aveva esplorato in solitaria la Patagonia e quest'anno, con l'amico Paolo Bellemo, aveva deciso per una seconda avventura negli Stati Uniti. La pagina Facebook Sogno Americano parte seconda era un vero e proprio diario in immagini, foto e video dei paesaggi del viaggio, fino alla notte tra mercoledì e giovedì a New Orleans. In queste ore tantissimi messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, ora si attende di capire quando la salma potrà rientrare in Italia. Torniamo alla cronaca dal territorio fra poco, ci sono tanti fatti come vi dicevo da raccontarvi, ma c'è anche la politica e l'attualità che vedono Venezia oggi capitale di tanti eventi. Vi posso dare in tempo reale, grazie alle immagini del nostro Nicola Marcato, l'arrivo del ministro Giorgetti poco fa al Salone Nautico. Poco prima l'arrivo di Giorgetti è stato anticipato, ve lo mostro sempre con le immagini del nostro Nicola Marcato, da quello del ministro Franco, Daniele Franco, quindi c'è anche il ministro Daniele Franco, con loro lo vedete il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il presidente della regione del Veneto Luca Zaia, ma tutti gli aggiornamenti ovviamente nel corso della nostra diretta e dei nostri telegiornali. Venezia che da oggi ospita anche un importante summit dei paesi del Mediterraneo, ma ci racconta tutto la nostra Ilaria Marchiori, collegata da Mestre con Paola Barbato. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono qui in compagnia dell'onorevole veneziano Nicola Pellicani proprio per parlare di questo importantissimo summit in corso a Venezia. Perché? Per parlare di che cosa? Di sbarchi. Sappiamo che sono aumentati del 30% ad aprile e maggio e di certo le prospettive, le previsioni per quelli che saranno i prossimi giorni non saranno da meno. E dunque proprio per questo si sono riuniti i ministri degli interni dei paesi del Mediterraneo proprio per chiedere all'Europa di estendere il patto di solidarietà che è stato applicato ai profughi ucraini. Giusto Pellicani? Sì, certo, è un vertice molto importante e conferma come Venezia sia al centro di questi temi internazionali. Siamo di fronte a una vera e propria crisi umanitaria dovuta alla crisi alimentare da un lato e alla crisi economica, e quindi c'è la necessità che l'Europa ancora una volta riscopra questo spirito solidale che ha fatto e che ha dimostrato di saper mettere in campo durante la pandemia e durante anche la guerra in Ucraina.
Ecco, questi sono 2 giorni intensi, tanto che anche domani ci sarà poi un incontro a metà mattinata proprio con la stampa eventualmente per riferire un po' dei contenuti di questo incontro. Secondo lei si riuscirà ad ottenere questa estensione, ad avere l'Europa potrà accettare o potrebbe anche dire no, non se ne fa nulla? Beh, io mi auguro di sì, perché si tratta di applicare innanzitutto il buonsenso. Vedo che ci sono molte tensioni all'interno della maggioranza del governo, che la Lega e Fratelli d'Italia ne approfittano per fare polemiche, ma io credo che di fronte a un'emergenza del genere bisogna rispondere con il buonsenso e quindi cercare di governare questa gestione dei flussi migratori. L'ONU ha calcolato che ci sono circa 200 milioni in una cinquantina di paesi di persone in difficoltà per problemi di fame nel mondo. È chiaro che l'Europa non può accoglierli tutti, no? Quindi dobbiamo trovare un sistema solidale che accolga le persone, innanzitutto quelle che servono anche i lavoratori stagionali. Solo Coldiretti ha fatto un appello dicendo che servono 100.000 lavoratori stagionali. In Italia non ci sono. Come fare? Dobbiamo ragionare sul campo internazionale, innanzitutto con l'Europa, per trovare una soluzione. Ecco, Pellicani, è singolare perché anche Venezia potrebbe anche trovarsi di fronte a questa emergenza, cosa che non è usuale per questa città. Sì, certo, c'è un problema di stagionali, lo vediamo soprattutto nelle categorie legate alle attività turistiche. Ogni giorno ci sono gli albergatori piuttosto che i gestori degli stabilimenti balneari che lanciano appelli dicendo che non riescono a trovare il personale. Ecco, dobbiamo ragionare anche su questi temi qua. Sappiamo che a fare questi lavori, soprattutto nel turismo, sono soprattutto gli immigrati, gli extracomunitari. Allora, se l'Europa riesce a trovare quello spirito solidale che ha caratterizzato il periodo della pandemia, che ci ha consentito ad esempio di mettere in campo il PNRR, che significa per l'Italia oltre 200 miliardi di investimenti, gran parte dei quali a fondo perduto, per fare quel salto nel futuro che aspettiamo da tanto tempo. Ecco, io credo che questo spirito solidale deve essere mantenuto se vogliamo governare i grandi processi in corso in questi anni. In Africa in particolare c'è una crisi di tipo alimentare, sono ferme, bisogna sbloccare le navi ferme nel Mar Nero con i carichi di grano che servono in particolare a quei paesi per non morire di fame, ecco, per non provocare carestie. Certo, servono anche a noi perché abbiamo visto l'impennata dei prezzi, non solo delle bollette, ma anche di tutti i costi dei prodotti alimentari. Quindi è l'Europa che deve garantire lo sblocco di queste situazioni. E io spero che dall'incontro che è in corso oggi e che si concluderà domani a Venezia, coordinato dalla ministra Lamorgese, si riesca a trovare una soluzione nell'interesse di tutti. Ecco, sono tantissimi gli eventi in corso a Venezia in questo periodo, è ripartito tutto, è ripartito alla grande, ne parlavamo poco fa proprio anche in studio questa mattina, altri 2 ministri al Salone Nautico si sono incontrati col governatore Zaia, però ci sono ancora dei problemi per Venezia. Venezia, lo sappiamo, ha delle specificità che vanno riconosciute, molte sono state riconosciute, però ci sono ancora troppi problemi da affrontare. È per questo che c'è una commissione parlamentare. Beh, certo, io mi sono fatto promotore di una commissione parlamentare sui problemi di Venezia che ha cominciato i lavori proprio questa settimana qui, martedì scorso, e continuerà per i prossimi 6 mesi. L'obiettivo è quello di riportare finalmente in una sede istituzionale il confronto sui problemi di Venezia, a partire appunto dalla gestione delle alte maree, ma anche la questione della gestione dei flussi turistici e complessivamente quello che riguarda lo sviluppo futuro della città. Quindi credo che un confronto in Parlamento, alla Camera in particolare, di cui sono previste oltre 60 audizioni con tutti i soggetti interessati, da quelli istituzionali alle categorie economiche e sociali, stakeholder, associazioni, tutti porteranno il loro punto di vista con l'obiettivo di trovare una soluzione comune per aggiornare la legge speciale, che proprio
che proprio l'anno prossimo, nel 2023, compie 50 anni e ha dimostrato di essere ancora la fondamenta, le basi sulle quali programmare tutti gli interventi su Venezia. Ora ha bisogno di un aggiornamento perché sono passati molti anni e credo che questo sia il momento giusto per aprire un confronto istituzionale da una parte e nella città. La città non può continuare ad essere governata a colpi di decreti e dai commissari. A Venezia ci sono 7-8 commissari in azione, come ha avuto modo di dire anche il prefetto nella prima audizione che abbiamo fatto martedì scorso, è di fatto una città commissariata. Io credo che la parola debba tornare ai veneziani. Grazie Ilaria. Ecco, su questa riflessione importantissima, se non ci sono altre domande dallo studio, ringrazio l'onorevole Nicola Pellicani e restituisco la linea. Grazie Ilaria, grazie a te Paola Barbato e al tuo ospite, il deputato del Partito Democratico Nicola Pellicani. Dicevamo Venezia, centro di diverse iniziative istituzionali importantissime. Alle 14:30 a Palazzo Corner Mocenigo è prevista la visita tra il commissario per l'occupazione, gli affari sociali e l'integrazione Nicolas Smith e l'assessore della Regione del Veneto alla formazione e al lavoro Elena Donazzan. Sul tavolo c'è tutta la partita importantissima del Fondo Sociale Europeo. Sono i contributi, i finanziamenti per l'occupazione, la formazione e le politiche attive del lavoro. Sindaco, ci sono tanti temi da mettere in fila. Quello dell'immigrazione, di questo aumento degli sbarchi, è uno di questi. Tra l'altro poi parliamo spesso di un fenomeno internazionale generale, ma che poi ricade sulle spalle dei comuni molto spesso. Lo abbiamo visto anche con il fenomeno dall'Ucraina. Sì, infatti diciamo che, come giustamente diceva lei, lo diceva anche l'onorevole, il fenomeno è complesso e non è quello di Venezia il primo e non sarà l'ultimo vertice internazionale realizzato per cercare di capire un po' meglio quali sono le dinamiche che possono funzionare. Ricordo che anche in tempi recenti vari ministri dell'interno che si sono succeduti, tutti avevano la ricetta pronta, ma mi sembra che sta ricetta sia rimasta voce morta, nel senso che periodicamente abbiamo visto come i numeri comunque siano in aumento. Può esserci una limitazione temporale e devo dire che purtroppo l'unico effetto che ha veramente un impatto sulla riduzione degli arrivi è la stagionalità. Certo. Perché periodicamente ogni estate ci ritroviamo a dover gestire un'emergenza del genere e che poi purtroppo, come ricordava lei, arriva direttamente ai comuni, perché la comunicazione o la richiesta di aiuto o di gestione poi passa per i comuni. Ma l'aspetto sul quale io vorrei un attimo ragionare è questo. È giusto ed è bene che anche oggi a Venezia i ministri degli interni dei paesi del Mediterraneo si ritrovino per cercare di capire come gestire questo flusso migratorio e come cercare di redistribuirlo all'interno dell'Europa. Ormai è uno slogan che si sente ripetere in continuo. Ma credo che forse il momento di riflessione maggiore dovrebbe essere invece riservato a come evitare che tutte queste persone, questi 20 milioni, tutta questa zona, perché parliamo in generale di Africa, ma in realtà ci sono varie zone, non solo africane, nel quale arrivano e scappano le persone per carestie, guerre o difficoltà. Magari il momento di riflessione maggiore io lo dedicherei proprio a cercare di capire a come andare a ridurre la mobilità di queste persone verso altri luoghi, piuttosto che a pensare per forza a come accoglierli. Il problema alla radice. Il PNRR, come ricordava prima l'onorevole, per l'Italia vuol dire tantissime risorse, vuol dire risorse a debito comunque, ma l'Europa forse potrebbe destinare una parte di queste risorse per cercare di evitare che le persone da questi paesi partano per arrivare qua. La crisi chiamiamola del grano, ma in realtà possiamo parlare di una crisi mondiale collegata alle risorse agroalimentari e all'acqua, che sarà probabilmente il problema del domani, se non lo è già dell'oggi, deve essere affrontato in maniera strutturata da chi è stato votato, da chi è deputato a gestire queste emergenze, e quindi per quello nel piccolo, dal comune in su, tutti devono fare la propria parte, certo. Ma iniziando magari ad affrontare il problema alla radice, non per forza sempre a provare a gestire ex post quelli che sono gli esiti. E parlare sempre di emergenza, perché poi di fatto qui non si tratta più di un'emergenza, ma come diceva lei, di una questione strutturale.
Proseguiamo con la cronaca nel Trevigiano, un fatto gravissimo che è al vaglio della magistratura, maltrattamenti alla figlia di appena 3 anni, una coppia trevigiana è a processo. La madre, 22 anni, il compagno di lei, 25, e poi una bimba di appena 3 anni, figlia della donna. Pesantemente maltrattata, secondo gli inquirenti, tanto da rinviare a giudizio la coppia. L'inchiesta è iniziata il 12 agosto di 2 anni fa con l'arrivo dei carabinieri allertati dai vicini di casa che avevano sentito un preoccupante trambusto a partire dalle grida della piccola, schiaffeggiata dall'uomo anche davanti ai militari. All'ospedale i medici scoprono ecchimosi e lividi. Poco dopo viene affidata a una comunità in attesa che l'indagine faccia il suo corso. Secondo il pubblico ministero, quelle ecchimosi sarebbero la prova delle violenze fisiche che la piccola avrebbe subito dalla madre e dal suo compagno. Sarebbe stata insultata e percossa violentemente in più di un'occasione. Da qui l'accusa di maltrattamenti su minorenne, nonostante la coppia abbia sempre respinto le accuse, sostenendo che quello dell'agosto 2020 fosse stato un caso isolato. Sempre per la cronaca vi raccontiamo di un folle inseguimento in autostrada con l'auto degli agenti che è stata speronata, 2 i feriti. Si cerca l'autista del mezzo inseguito che è scappato tra i campi. Da Marghera a Padova Ovest, 32 km a tutta velocità per inseguire una BMW. Una folle corsa delle volanti della questura e della stradale di Venezia durata un'ora prima di venir chiusi dalle auto degli agenti all'altezza del casello padovano, sotto gli occhi di chi nella notte era in autostrada. Le auto degli agenti sono state speronate, 2 poliziotti portati all'ospedale dall'ambulanza, 3 persone identificate e una, l'autista della BMW, fuggita tra i campi dopo lo scontro. Tutto è iniziato a Marghera. Sono stati i residenti di via Fratelli Bandiera a chiamare la questura perché una macchina correva all'impazzata in città. Una volta individuata, una prima volante si è messa all'inseguimento dell'auto facendo segno di fermarsi, ma senza esito. La polizia poi ha provato a fermarla nuovamente, ma le traiettorie dell'auto sono riuscite a ingannare gli agenti e a fuggire lungo la tangenziale di Mestre per raggiungere la barriera di Villabona ed entrare in autostrada in direzione Milano. Da lì è iniziata la folle corsa a 200 all'ora, l'inseguimento. Ora si indaga per trovare l'autista che è riuscito a scappare. Sindaco, anche qui questi fatti sono sempre più frequenti, inseguimenti in autostrada, gente che va a contromano. Nelle ore scorse abbiamo raccontato la storia di quella imprenditrice sorpresa sul PUT. C'è una continua escalation di episodi di questo tipo. Sì, diciamo che questi episodi probabilmente, magari questo dell'auto che è scappata dalla polizia, mi viene da pensare possa essere qualcosa di un po' più strutturato. L'esempio che faceva lei contromano invece credo sia l'ennesimo segnale che qualcosa non sta più funzionando. Qualcosa non sta più funzionando nella testa delle persone, probabilmente perché... So che non è spiacevole dirlo, ma probabilmente perché questi 2 anni stanno lasciando dei segni molto più profondi rispetto a quelli che anche noi pensavamo o intuivamo. E da questo punto di vista qua, ripeto, credo e penso che sia dovuto più all'effetto delle restrizioni e all'effetto anche di, diciamo così, di mancanza di lucidità di alcune persone più che a delle volontà vere e proprie, perché volontà di andare contromano in una zona sapendo benissimo che è anche molto trafficata, molto percorsa, dove ci sono anche bambini, signori in bicicletta, quindi è una zona dove potenzialmente l'incidente è dietro l'angolo, non può avere una valenza e una volontà personale, deve esserci per forza qualcosa di diciamo così, collegato alla mancata stabilità mentale. Ecco. Io vi do un aggiornamento, sono le dichiarazioni di qualche istante fa del Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, che come vi ho mostrato è a Venezia, al Salone Nautico. Lì per noi c'è Nicola Marcato che mi aggiorna: l'inflazione cresce, gli stipendi no, ha detto Giorgetti fotografando la situazione. Prima di tassare bisogna cercare
cercare di risparmiare ancora sulle spese superflue. È un ragionamento da fare soprattutto anche in relazione al potere d'acquisto da restituire agli operai. Questa è la priorità del governo che abbiamo messo in agenda. Poi il ministro sta parlando anche dei bonus e dice che bisogna stare molto attenti a non incentivare una spirale inflazionistica che potrebbe essere dannosissima anche per gli anni futuri. Gli aumenti delle energie non solo stanno diventando preoccupanti, ma comunque sono dichiarazioni in evoluzione. Tra l'altro fra poco faremo proprio il punto su questo trend preoccupante collegandoci con il mondo dell'agricoltura. Ci sono le stalle in ginocchio, ma facciamo così, qualche istante di pubblicità, poi ancora la cronaca. 12:28, rientriamo in diretta su Antena 3 per raccontarvi di questo venerdì a Nord-Est. E allora ripartiamo da Venezia con una nuova operazione per il decoro della zona di Rialto, un'operazione che si focalizza soprattutto sui bazar. Polizia locale ancora a Rialto, l'operazione a Ruga degli Oresi, dove gli agenti del nucleo attività produttive del centro storico hanno riscontrato una serie di irregolarità nell'esposizione della merce, in violazione al regolamento sul decoro. Articoli esposti appesi in modo non conforme, poggiati a terra oppure oltre i limiti concessi al suolo pubblico. 15.000 euro in tutto, le sanzioni amministrative elevate, 20 i verbali di contestazione compilati. Si tratta del secondo intervento negli ultimi 10 giorni. Nel corso del precedente controllo erano stati elevati 17 verbali da 500 euro ciascuno, un verbale da 5.000 euro e 8 verbali di diffida. Allo stato odierno, si legge in una nota del comando di polizia locale, nessun punto vendita risulta più ulteriormente diffidabile. Così dunque nel veneziano. Adesso ci spostiamo nel vicentino. Sorpresi mentre tentano di rubare all'interno di un'auto, arrestati dalla polizia. Erano intenti a rubare all'interno di un'auto parcheggiata in via Puccini quando sono stati scoperti dal proprietario, che ha chiesto l'intervento della polizia. È successo ieri notte intorno alle 3. Gli uomini delle volanti sono riusciti ad intercettare l'autore e il suo complice, il cosiddetto Palo, e li hanno arrestati e condotti presso la casa circondariale di Vicenza. Ai due, noti alle forze dell'ordine, un italiano di 23 anni e un marocchino di 24, viene contestato il reato di rapina impropria in concorso. Adesso vi porto ad Arzergrande, siamo nel Padovano, per l'ennesimo atto vandalico. A compierlo potrebbe essere stato un gruppo di giovanissimi, qua parliamo spesso di baby gang, che ha preso di mira anche il monumento al lagunare del paese. Il sindaco è su tutte le furie e ha deciso di offrire una taglia di 100 euro a chi segnala i colpevoli. La piuma spezzata è tristemente adagiata a terra sull'erba, nessun rispetto neppure per questa scultura realizzata da un alpino da parte di alcuni vandali che hanno deciso di prendere di mira il suo simbolico dono alla comunità di Villa del Conte, custodito in un'area che viene curata proprio dal gruppo Alpini. Gli autori potrebbero però avere le ore contate. Nel Parco delle Risorgive, questo è il nome dell'area, è stata collocata una telecamera. Le immagini sono adesso passate al setaccio dall'amministrazione comunale, che spera di riuscire in breve tempo a risalire i responsabili dell'incivile atto di vandalismo. Bastano 100 euro, soprattutto sindaco Durighetto, serve una taglia in questi casi. Raccontiamo spesso di atti di inciviltà, di bullismo, vandalismo, i termini anche si sprecano. Lei da sindaco come la vede questa provocazione del suo collega di Arzergrande? Sì, immagino effettivamente questa sia anche una provocazione, sia anche la volontà di iniziare a dire qua oltre un certo limite non si può più tollerare. Diciamo che purtroppo, come ricordava anche lei, ultimamente stiamo un po' recuperando tutta una serie di segnalazioni da parte di cittadini di atti vandalici. Parlo in generale in provincia di Treviso, non solo nel mio comune. La cosa che un po' spiace è questa.
tutta la comunità di solito cerca di impegnarsi per fare in modo che il proprio paese sia un posto un po' più bello, un po' più pulito, un po' più vivibile, un po' più verde se possibile, che le strade siano a posto, non ci siano buche, non ci siano problematiche di questo tipo. E poi spiace vedere che magari dei ragazzi che avrebbero la possibilità veramente di dar sfogo anche alla loro arte, alle loro capacità, al loro tempo, magari lo sprechino in questo modo. Ci sono purtroppo dei passaggi che forse sono stati troppo veloci da un punto di vista sociale e noi a volte tendiamo a dimenticarceli. Siamo passati nella maggior parte dei casi dove lavorano sia il papà che la mamma ed è chiaro che questi ragazzini si ritrovano ad avere tante ore, soprattutto al pomeriggio, liberi, e se queste ore non sono ben convogliate, se questi ragazzini non sono accompagnati, purtroppo a volte si fanno un po' prendere la mano da qualcuno un po' più scaltro di loro, qualcuno che magari vuole provare ad alzare il tiro. Dal lucignolo della situazione. Esatto, diciamo che nella maggior parte dei casi stiamo parlando comunque di piccoli atti assolutamente, diciamo così, che possono con un piccolo dialogo possono anche far comprendere ai ragazzini e poi possono aiutarli anche a capire l'errore e a ricrescere. Quando però si va magari a sfregiare un monumento come quello donato tra l'altro da un alpino alla comunità, lì magari c'è addirittura un po' più di livore anche nella risposta. Io credo che sti ragazzini debbano trovare delle valvole di sfogo, devono fare delle esperienze, anche perché no, ai limiti, ma che questo però non debba mai andare oltre, ripassare il limite, quindi andare a danneggiare un monumento, la vedo veramente una cosa spregevole, ecco, se posso usare questo termine. E appunto la cronaca è piena di questi episodi, succede anche a Villa del Conte, quindi rimaniamo nel Padovano, da Arzergrande a Villa del Conte, dove è stata presa di mira la scultura realizzata da un alpino. Sì, come abbiamo visto prima, effettivamente purtroppo questi piccoli episodi succedono e quando succedono, ripeto, lasciano anche dei segni negativi all'interno di tutta la comunità. Io cito un piccolissimo episodio. Adesso va tantissimo di moda, sono tornate di moda in realtà le bombolette spray, no? Certo. Adesso si va in giro a scrivere dappertutto. Ebbene, in una delle classiche cabine Enel, che ve lo dico per i miei concittadini, sono di proprietà di Enel, quindi non è il comune che ne è il proprietario, ma noi abbiamo chiesto ad Enel una collaborazione che adesso è andata a buon fine e andiamo un po' a risistemarle anche con l'aiuto di alcuni ragazzi. In una di queste c'è un pezzo di una canzone di De André, la canzone del maggio, e abbiamo deciso di non cancellarla e ripristinarla a bianco come era prima, ma di rielaborare quel testo di quella canzone e di farlo diventare un graffito che sia anche piacevole agli occhi, perché è chiaro, il tentativo è quello di dire dove c'è qualcosa di bello, speriamo che i ragazzi capiscano che non si deve andare a rovinare, semmai può essere da stimolo per loro per riprenderlo in altri contesti, ecco. Quindi diciamo, lei mira molto anche su un'operazione, chiamiamola culturale. Sì, assolutamente. Io il primo editoriale che ho scritto nel giornalino del comune di Zero Branco quando sono diventato sindaco aveva come titolo La bellezza. L'idea è quella che se uno vive in un ambiente più bello e anche più pulito e migliore possa, perché no, prenderne spunto e dare il meglio di sé. Ecco, di questo io ne sono ancora convinto e quindi le azioni tendono a seguire questa trama e questo filo logico. Connesso a tutto questo tema, poi qui parliamo probabilmente di una minoranza di giovani, ecco, questo va detto. C'è poi tutto il tema più largo, ampio della formazione, del lavoro. In questo periodo poi vediamo che è difficile trovare anche manodopera in tanti settori e quindi direi proprio di parlare adesso di una iniziativa di Unioncamere per far incontrare le imprese con i giovani, soprattutto quelli laureati under 30. È una iniziativa proprio di queste ore. Cercano lavoratori ma non li trovano, ma tanti sono i lavoratori in cerca di un'occupazione. Un paradosso quello che sta vivendo attualmente il mercato del lavoro, evidenziato dal bollettino di Unioncamere Venete. A maggio del 2022 mancano all'appello oltre il 40% dei profili ricercati rispetto ad un fabbisogno di 40.730 lavoratori da assumere nelle imprese della regione. Per questo dal 6 giugno le imprese del Veneto insieme all'Università di Padova danno vita al progetto Job Week Veneto per i giovani laureati under
Under 30 in un ateneo della nostra regione. Un'occasione per far incontrare domande e offerte e facilitare le combinazioni. Le aziende che hanno aderito all'iniziativa renderanno disponibile su YouTube, sul sito di Unioncamere, i job che vogliono rendere disponibili per queste persone. Quindi le imprese faranno promozione dei loro job, spiegheranno perché quei job sono job interessanti e perché una persona dovrebbe investire il proprio tempo, la propria intelligenza, i propri investimenti in capitale umano esattamente in quelle imprese. E questo è un ribaltamento della logica e dell'approccio. Non più le persone, o non solo le persone che cercano un'azienda, ma le aziende che vanno alla ricerca di giovani lavoratori e giovani lavoratrici. I giovani devono imparare le tecniche per affrontare i colloqui, ma anche il mondo del lavoro deve imparare ad essere più appetibile. In questo periodo, secondo Confapi Padova, gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa nel nostro paese. Se Francia e Germania li alzano, la retribuzione globale anno in Italia invece è tornata ai livelli del 2015. Gli imprenditori di Confapi si dicono disponibili ad aumentare i salari, ma prima chiedono al governo di tagliare il costo del lavoro. Secondo il professor Gubitta, però il cuneo fiscale non è l'unica causa. Continuare a parlare solo di cuneo fiscale vuol dire non osservare il fenomeno nella sua complessità, perché altrimenti non si capirebbe. Perché un o una giovane under 30, skillata, che ha fatto investimenti in capitale umano importanti, se ne va, non dico all'estero, ma se ne va sotto il Po o al di là del Garda a lavorare. Allora, se le cose stanno così, il cuneo fiscale è un tratto comune, è il fil rouge che unisce tutte le imprese del territorio nazionale, quindi non è specificità regionale e come tale non va trattata. E il Gubitta va giù molto duro su questo, diciamo così, problema che sta emergendo in tutta la sua complessità ed è anche una tematica paradossale da un certo punto di vista. Da un lato lo stiamo raccontando, la manodopera che non c'è oggettivamente, soprattutto in alcuni settori, il turismo, tutto il comparto socio-sanitario. Ieri sera abbiamo aperto il telegiornale con delle dichiarazioni molto dure da questo punto di vista del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che dice gli stipendi dei dottori qui in Italia sono tra i più bassi del mondo, non possiamo sorprenderci se non troviamo camici bianchi, non troviamo osso, non troviamo infermieri. E poi aggiungiamo anche questo fatto, veniva segnalato ieri dal Corriere del Veneto in prima pagina, salari, il record negativo del Veneto, nel privato gli stipendi valgono 7.700 euro meno della media nazionale, il nodo del lavoro in nero che ha un suo peso specifico, è innegabile questo da un certo punto di vista. Come la mettiamo, Sindaco? È un mercato del lavoro, è un mondo che ci sta dando segnali molto altalenanti, sì. Troppo. Sì, io mi ricollego velocemente all'intervento del professore e poi arrivo alla sua domanda. Se noi pensiamo che la scuola, ogni ministro della scuola ha fatto una riforma scolastica, ok? Ma vere riforme strutturali credo che dopo Gentile forse c'è stata solo quella Berlinguer, che però è rimasta a metà. Quindi probabilmente dagli anni 30 in poi, da un punto di vista di organizzazione e di riorganizzazione scolastica, non c'è stato quel cambiamento che probabilmente l'Italia invece chiede e di cui avrebbe bisogno. È chiaro che il tentativo di avvicinare soprattutto gli istituti superiori e le università al mondo del lavoro e alle imprese non ha solamente, come purtroppo a volte viene rappresentato, la valenza di dire la scuola deve essere al servizio dell'impresa, ma invece, e come giustamente sottolineava il professore, la possibilità di mettere in relazione due mondi che sono contigui, uno è la conseguenza dell'altro. Il mondo del lavoro ha determinate caratteristiche perché noi formiamo i bambini all'inizio e poi diventano ragazzi e poi diventano uomini con un certo modello e quindi è chiaro che se quel modello è rigido, il mondo del lavoro deve aspettarsi in input e quindi in output, visto che parlava di modello organizzativo, in uscita dalla scuola e in ingresso al mondo del lavoro, una figura con quelle caratteristiche. Adesso ci stiamo accorgendo sempre di più che queste caratteristiche non vanno più bene per il mondo del lavoro. E soprattutto ci stiamo accorgendo che noi abbiamo puntato per anni a riuscire a creare dei percorsi di eccellenza che però poi non garantiscono quella che è la maggior parte dell'occupazione richiesta, perché tutta la parte di componente artigiana e poi collegata adesso per esempio al mondo del turismo o al sanitario
Adesso ci siamo accorti che non c'è più. Abbiamo investito per anni perché effettivamente l'Italia aveva bisogno di altre figure di riferimento, adesso però siamo rimasti indietro su tutta una serie di ruoli che sono centrali. Io ricordo un intervento, e adesso i telespettatori faranno una grassa risata, un intervento di 5-6 anni fa del professor Prodi come professore universitario, non come politico, dove lui diceva: guardate che se andiamo avanti così per il prossimo decennio in Italia mancheranno ingegneri, tecnici e dottori. Quindi tutta la componente, diciamo così, più operativa e più tecnica la stiamo perdendo. Purtroppo ci stiamo avvicinando a questo risultato ed è chiaro che o si riesce a mettere in correlazione mondo del lavoro e scuola e si ripensa a un progetto totale, quindi dal bambino dell'asilo fino a quando andrà al lavoro, altrimenti avremo sempre due mondi scollegati uno con l'altro. Mi dicono che è pronta, la saluto e la ringrazio, Chiara Bortolas, che è presidente nazionale di Donne Impresa della Coldiretti Bellunese. Buongiorno Bortolas. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, noi stiamo toccando tanti temi in questa puntata. Stavamo parlando giusto appunto di questa manodopera che non c'è in tanti settori. Risulta anche a lei, anche il settore primario ha questo problema in questo momento? Diciamo che anche il settore primario ha questo problema, nel senso che ci sono proprio delle figure che mancano. In particolare mi riferisco in questo momento a chi dovrebbe iniziare a raccogliere la frutta, ma anche frutta e verdura nei nostri campi qui in Veneto, ma per quanto riguarda per esempio noi qui nel Bellunese anche mancano i casari, mancano i mungitori, manca personale che possa andare, adesso inizia la stagione delle malghe, anche nelle nostre malghe. E questo è un tema che ritorna ogni estate nel Bellunese, perché si fa da sempre fatica a trovare malgari, ma immagino che quest'anno il problema sia maggiore, ed è uno dei tanti problemi che riguarda da vicino il settore primario. Con lei volevo soffermarmi soprattutto su un aspetto che non è un aspetto specifico, quello delle stalle. C'è un vero e proprio allarme. 1 su 10, una nota della Coldiretti di qualche ora fa, rischia la chiusura, non domani, già oggi. Purtroppo è vero, molte delle nostre stalle stanno lavorando in perdita per un costo del latte che purtroppo è rimasto lo stesso negli ultimi anni, e però un aumento dei costi di produzione molto elevato, perché è aumentata l'energia elettrica, ma sono aumentati anche i foraggi, i mangimi, e di conseguenza per molti che non hanno l'autosufficienza nella produzione dei prodotti che poi appunto vengono utilizzati per nutrire il bestiame è un momento davvero difficile. Bortolas, qui i fattori sono tantissimi. Poco fa ne parlavamo con Nicola Pellicani del Partito Democratico, con la collega Ilaria Marchiori da Venezia. Oggi a Venezia inizia questo summit dedicato all'immigrazione sostanzialmente nel Mediterraneo. La questione non è connessa, perché di fatto la crisi del grano che è in atto porterà probabilmente ad un aumento dei flussi migratori anche del 30-40%. Di fatto questa crisi del grano sta affamando diversi paesi, soprattutto dell'Africa. È vero, nel senso che noi pensiamo dal lato italiano, dal lato veneto, alla mancanza del grano, ma non dimentichiamo che mentre in Italia produciamo gran parte del grano duro che utilizziamo per fare la pasta, ad esempio, ci manca tutta la parte del grano tenero, o comunque non siamo autosufficienti per la produzione del pane. Ma ci sono realtà molto vicino a noi, penso alla Tunisia, penso al Marocco, all'Egitto, in cui il pane è uno degli alimenti principali. Addirittura in alcune
nazioni il pane viene dato proprio passato dallo Stato, e di conseguenza queste persone, nel momento in cui non troveranno più da mangiare, non avranno più a disposizione nemmeno il pane, che diciamo è l'alimento base, sicuramente ci saranno dei flussi migratori e verranno verso i paesi più vicino a loro e più facilmente raggiungibili. Ecco, questo è il tema, e quindi vedete che l'effetto domino che si può innescare è veramente tragico da un certo punto di vista. E qui, Sindaco Durighetto, ritorniamo al discorso di prima. Sì, diciamo che effettivamente oramai in un'economia che, per quanto si possa poco considerare, ma è iperconnessa, nel senso che i paesi produttori non sono più i paesi utilizzatori, e i paesi utilizzatori non sono più in grado di essere autonomi nei flussi e nella gestione delle materie prime. È impensabile che l'Italia produca quello che poi andrà a mangiare, e quindi è anche impensabile pensare di dire beh, da domani mattina ci arrangiamo. È per questo che, tornando al discorso di prima, credo che l'Europa in questo momento davvero, ma mi viene da dire i paesi occidentali, a prescindere dall'Europa, dovrebbero iniziare a dire iniziamo a dare risposta lì, per evitare di trovarci poi il problema qui, perché se adesso iniziamo a parlare di crisi del pane o del grano e poi delle stalle e di riflesso nel latte e quindi tutti i prodotti, stiamo dicendo che tutta l'industria alimentare o agroalimentare italiana potenzialmente rischia. Ma questo rischio è dato anche dal fatto che, se già non siamo autosufficienti noi, siamo in grado poi di dare risposta a chi arriverà qua, e a che prezzo e con che cifre. Bortolas, qui di fatto rischia tutta la filiera. Sì, rischia tutta la filiera, però vorrei tornare un attimo al discorso del sindaco sull'autosufficienza. Purtroppo per tanti anni noi abbiamo abbandonato determinati settori anche nelle coltivazioni, perché eravamo convinti di poter acquistare questi prodotti all'estero, e sono stati abbandonati molti ettari anche qui da noi in Italia, e questo sicuramente è grave. Adesso bisogna ripensare ad una politica agricola che ci renda non del tutto, ovviamente non riusciremo a diventare totalmente autosufficienti, ma ad essere comunque in grado di tamponare situazioni come quella in cui ci troviamo in questo momento. Il ritorno alla terra da parte dei giovani c'è anche nel nostro Veneto, da parte dei giovani, da parte delle donne c'è un cambiamento comunque di mentalità, legato forse anche alle costrizioni che abbiamo subito, pagato durante la pandemia. Credo che si debba ripensare ad un modello di agricoltura che sia più sostenibile, ma che ci permetta di trovare nuovi posti di lavoro, di mantenere un territorio integro come il nostro, di salvaguardarlo, ma anche di produrre effettivamente ciò di cui abbiamo bisogno. Ovviamente non arriveremo all'autosufficienza totale, ma da qualche parte dobbiamo comunque iniziare. Durighetto. Sì, no, ma concordo con quanto appena detto. È chiaro che un processo di questo tipo deve comportare una presa di posizione generale, sapendo che dovremmo rinunciare a qualcosa rispetto allo stile di vita attuale, o meglio a quello che abbiamo inteso potesse essere il nostro stile di vita negli anni scorsi. Ha ragione, nel momento in cui tu ritorni a una modalità differente anche di coltivazione, di uso e di sfruttamento del territorio, devi sapere che a qualcosa dovrai poi rinunciare rispetto alle aspettative che ti eri fatto prima. Bortolas, lei è responsabile nazionale di Donne Impresa della Coldiretti, ma è soprattutto un'imprenditrice agricola del Bellunese. La montagna rischia di più? L'allevamento per esempio in montagna, noi mercoledì più o meno a quest'ora eravamo collegati con i vigneti eroici del Prosecco, no? Quindi queste colture particolarmente difficili, però ricordiamo che in montagna per definizione l'agricoltura è eroica, l'allevamento, soprattutto la zootecnia, è eroica, penso al comelico e tutto il tema poi degli sfalci connesso e quant'altro. Cosa rischia e quanto rischia di più il bellunese in tutto questo? La montagna. Bortolas si è frizzata, vediamo se riusciamo a ristabilire per caso il collegamento.
Non mi sente ancora la Bortolas. Allora, facciamo così, se possiamo ottenere un attimo la responsabile nazionale di Imprese Coldiretti, noi andiamo a Padova da Chiara Gaiani. Perché? Perché Padova, come sapete, è un po' tutti gli occhi sono puntati su Padova, non solo Padova ma soprattutto per certi versi, perché in vista dell'Election Day si decide chiaramente la nuova amministrazione. In campo ci sono tutte le forze politiche nazionali. Oggi arriva per esempio il leader della Lega Salvini, che prima sarà a Belluno, altra sfida cardine, e poi questa sera a Padova. La prossima settimana arriveranno Letta, pare anche la Meloni e quant'altro, però appunto noi vi stiamo raccontando questa campagna elettorale a 360 gradi partendo da quelle che sono le istanze del territorio, le istanze della comunità, le richieste. Tra queste ci sono quelle degli studenti universitari che a Padova, come sapete, hanno un peso specifico. Dico bene, Chiara, buongiorno a te, buongiorno a Federico Cibotto, è il tuo ospite. Buongiorno Christian, si è detto molto bene. Ringrazio il nostro ospite Domenico Amico, coordinatore degli studenti per UDU Padova. Parlavi di peso specifico, direi un peso specifico davvero rilevante. La comunità studentesca, solo parlando di studenti universitari, conta 70.000 persone, un numero davvero alto, persone che in parte qualcuna vive a Padova ma molti di più non vivono e quindi non votano a Padova. Quindi le loro istanze sono state proprio messe nero su bianco, caricate all'interno di una piattaforma che ha un titolo magnifico, anche se non è stata realizzata per adesso, Io sogno Padova, e all'interno di questo l'invito che viene rivolto ai 9 candidati sindaci, Domenico, è quello di sottoscrivere quelle che sono le vostre richieste per migliorare la vivibilità di una città che sicuramente da un punto di vista di contenuti dello studio è davvero ad alti livelli, ma sulla vivibilità insomma c'è più di qualche problema. Vuole raccontarcene qualcuno, Domenico? Assolutamente. Io sogno Padova è una piattaforma che nasce col compito di portare quelle che sono le esigenze generazionali degli studenti delle scuole superiori e degli studenti universitari. Ci sono tanti temi che affrontano la questione della vivere all'interno della città. Uno fra tutti è sicuramente il tema dell'abitabilità. Abbiamo visto come in quest'ultimo anno si è dichiarata un'emergenza abitativa, non vi erano più case e quella poca offerta che era rimasta era con prezzi economici esorbitanti. Portiamo proposte in questa piattaforma, descriviamo quali siano i problemi e quali possono essere la natura per poter risolvere tutte queste cose. In tema dell'abitabilità, quello che noi proponiamo è che vi sia un intervento pubblico in un mercato privato che cerca di speculare anche su quelle che sono le disperazioni della comunità studentesca universitaria. Chiediamo che ci sia una calmierazione dei prezzi, non solo per quanto riguarda gli affitti, ma anche per le residenze universitarie private che nell'ultimo periodo hanno alzato i prezzi da 500, 550 fino ai 600 euro, diventando poco accessibili per la vera comunità studentesca universitaria. Inoltre chiediamo in tema dell'abitabilità una revisione anche dei contratti di locazione che siano vantaggiosi per tutte le parti sociali, non solo per i proprietari di casa, ma anche per la comunità studentesca, anche per lo studente e la studentessa che firma un contratto universitario e viene tutelato contro il mercato privato delle truffe, contro il mercato privato dei contratti a nero. E tanti altri punti importanti come quello dei trasporti, e l'abbiamo detto prima, siamo 70.000 iscritti all'Università di Padova, una città nella città possiamo definirla, e 40.000 circa studenti delle scuole superiori. E in primis siamo la prima parte sociale che usufruisce dei trasporti. Quello che chiediamo è che innanzitutto i trasporti possano essere più accessibili economicamente, ci sia anche un ampliamento. È stato fatto molto in questi anni, ma bisogna guardare oltre, per motivo per cui anche il nome Io sogno Padova. E noi sogniamo una Padova vera che ci possa garantire la tutela delle esigenze. Siamo in primis coloro i quali vedranno le riforme di questo mandato amministrativo e perché no, ci auguriamo anche di poterlo vivere tra 10-15 anni anche all'interno della città.
Ecco, mi permetti di fare una domanda, un po' cattiva, no? Parliamo di Movida molto spesso, voi studenti universitari in modo particolare siete sulla graticola per la confusione, per la sporcizia. Noi tra l'altro siamo all'interno del quartiere del Portello, che è il quartiere universitario di Padova. Una nota, se mi permetti, Christian, io e Federico Cibotto eravamo proprio insieme, l'abbiamo vissuto e percorso nei tempi del Covid. Vi assicuro che la tristezza che provavamo a non vedere tutte le bici in giro e anche il cicaleccio dei giovani è stata una cosa, insomma, che io ancora porto nel cuore. È vero però che quando, insomma, i limiti vengono superati non vanno bene per nessuno. Sicuramente, innanzitutto chiediamoci che cosa vuol dire avere un luogo di aggregazione, ricordiamo anche cos'era il Portello prima di diventare un effettivo quartiere universitario. L'aggregazione è importante anche in termini di sicurezza. Crediamo che l'aggregazione sia fondamentale e per superare il problema della movida non rispondiamo tramite la cancellazione di quelli che sono i luoghi di aggregazione, bensì dell'espansione dei luoghi di aggregazione. Chiediamo più luoghi di aggregazione affinché non si concentri tutto in un unico punto, in un unico quartiere. Crediamo che l'aggregazione sia rivalutare i quartieri, motivo per cui espandere anche i luoghi di aggregazione vuol dire anche rivalutare in termini culturali ma anche in termini di sicurezza quelli che sono altri quartieri della città di Padova. Ecco, un'ultima domanda di carattere personale. Domenico è siciliano, perché ha scelto Padova e la facoltà di statistica per i suoi studi universitari? Sicuramente perché Padova offre tante opportunità a livello universitario, offre altresì in modo tante opportunità anche a livello cittadino. È una città di medie dimensioni, non è motivo per cui è anche vivibile e accessibile in termini di trasporti e di servizi. E per uno studente universitario questi sono fattori determinanti. Poter vivere in una città, poter studiare in una città accessibile in tutti i suoi aspetti valorizza ancora di più quella città, motivo per cui bisogna sempre chiedersi come l'andamento, il tasso di iscrizione nell'università di anno in anno cresca, perché anche Padova deve adeguarsi a quelle che sono le esigenze della comunità studentesca universitaria. Ecco, Cristian, non so se altre domande da studio. Sai cosa, Chiara, se possiamo chiedere al nostro ospite un commento, no? Noi oggi ci stiamo occupando della manodopera che non c'è. Molto spesso i giovani vengono additati, no? Come appunto non vogliono lavorare nei weekend, non sono disposti al sacrificio. Ecco, vorrei chiedere al tuo ospite che cosa ne pensa di questa tematica che in questi mesi in qualche modo è esplosa. Ecco, allora da studio mi chiedono, Domenico, stanno affrontando il tema della manodopera che manca. Il Veneto tra l'altro è una delle regioni che più spesso lancia questo allarme. Sui giovani però spesso, insomma, vengono additati per il fatto che non vogliono lavorare la sera, non vogliono lavorare nei fine settimana. Insomma, pare che ci sia questa difficoltà di incontro. Da giovane che cosa ne pensa? Che tipo di argomento vuole portare sul piatto della discussione? Un punto importante nella piattaforma affronta il tema delle politiche del lavoro sotto l'ottica generazionale giovanile e più volte le testate dei giornali a livello nazionale ci accusano di essere una generazione che non vuole lavorare, non è pronta al mondo del lavoro. Io penso che dopo 3 crisi economiche, una pandemia e possiamo anche dirlo una guerra ai confini del nostro continente, siamo una generazione che innanzitutto ha subito tanto, ha bisogno di tanto aiuto dal punto di vista psicologico, ma che si impegna anche. Quello che chiediamo è sicuramente una tutela, permettere che la comunità studentesca universitaria si possa permettere gli studi che ancora oggi non sono accessibili, porta sicuramente lo studente e la studentessa a dover entrare nel mondo del lavoro, in un mondo del lavoro dove non c'è alcuna tutela e dove gli stipendi anche non sono adeguati al tipo di lavoro. Quindi quello che chiediamo sicuramente è agevolare gli studenti e le studentesse nel mondo del lavoro, ma potergli permettere anche una vita dignitosa. Il compenso e lo stipendio sono fondamentali per noi studenti universitari per poter vivere in questa città e noi accettiamo di buon gusto quelli che sono i lavori, se retribuiti correttamente,
poiché abbiamo tante spese a livello studentesco fuori sede, come gli affitti, come i beni, ma anche e soprattutto quelle che sono anche le tasse universitarie, che sono molto elevate, motivo per cui noi esigiamo anche un lavoro che sia di qualità, che sia tutelato e che sia adeguatamente retribuito. Ecco Cristian, non so se hai altre domande. Non per farmi gli affari di Domenico, però appunto vedo che è molto sul pezzo. Domenico sarebbe disponibile a trasferirsi all'estero, cioè sta valutando come una possibilità? Ecco, gli avevo anticipato che avremmo un po' indagato su di lui, quindi era un po' pronto per le varie domande, Cristian. Mi chiedono anche, e stiamo un po' approfittando di lui, per me, prima di dirgli la domanda, vorrei aggiungerti una cosa, insomma, che ho raccolto in questa mezz'oretta che sono qui, e cioè una grande preparazione. E le cose di cui sta parlando adesso Domenico sono cose che sono state, su cui hanno riflettuto a lungo e che tra l'altro insomma era emerso anche molto bene nel discorso fatto da Emma Ruzzon nella giornata dell'inaugurazione dell'anno accademico. Tra l'altro insomma mi ha raccontato anche alcuni in retroscena avevano lavorato sostanzialmente fino a notte fonda anche per sistemare il discorso, quindi c'è un lavoro, non era solo Emma che parlava quel giorno, Emma Ruzzon, ma erano davvero gli studenti dell'Università di Padova. Il collega Cristian Arboite da studio mi chiede se nella valutazione del futuro lavorativo insomma che sta facendo ci può essere anche l'estero, sta valutando anche di andare all'estero, pensa che rimarrà in Italia, come si vede dopo la laurea? È tutta una conseguenza, se non si attuano delle manovre politiche sul lavoro a livello generazionale, noi saremo la generazione che sarà costretta anche a emigrare. Ho detto prima la questione degli stipendi. È fondamentale oggi rivisitare quelli che sono i dogmi del lavoro e rivisitare anche quelli che sono i salari in merito al lavoro. Siamo una generazione che con molto dispiacere emigra all'estero. Crediamo che sia fondamentale studiare, poter vivere e continuare anche più avanti negli anni nella città dove noi effettivamente ci formiamo. Non è mai piacevole dover emigrare altrove per poter avere nuove frontiere del lavoro. Quindi quello sicuramente è un tema importante e caldo. Quello che chiediamo sicuramente è che si attuino delle politiche sul lavoro effettive, perché è evidente che non potendoci permettere la vita in termini prettamente economici, siamo anche obbligati a dover emigrare, che ci sia un investimento sulla sanità, che ci sia un investimento sull'istruzione, un welfare state generazionale che colpisca sotto tutti gli aspetti e che garantisca quindi la sicurezza economica in primis, di poter vivere nella città dove nasciamo e studiamo. Grazie. Bene. Grazie davvero. Ecco. Scusami Domenico se ne ho un po' approfittato. In ogni caso in bocca al lupo per il tuo futuro. No, scusa se hanno approfittato della cosa. Grazie non Chiara. Non è un problema, ogni spazio è importante per poter rivendicare quali sono i temi. L'abbiamo fatto durante l'inaugurazione degli 800 anni e è riuscita molto bene a livello mediatico, perché erano le reali esigenze della comunità. Anche con questa piattaforma cerchiamo di portare quelli che sono le esigenze ma anche i disagi della nostra generazione. Grazie. Ecco, bene Cristian, grazie. Grazie a te. Domenico, grazie Chiara e a Federico Cibotto. Sindaco Durighetto, adesso andiamo da un suo collega, ma prima volevo una battuta veloce da parte sua. Ecco, lei ha visto questa lista di desiderata al futuro sindaco di Padova, lei diceva che un sindaco non può fare tutto, però insomma è giusto che i giovani partecipino, anzi lei anche da padre di famiglia, lei ha una figlia all'università, anche qui non voglio entrare nel privato, ci mancherebbe altro, ma il tema c'è. Sì. E cosa si augura per sua figlia? Che trovi il miglior lavoro possibile e quindi anche l'opzione di andare all'estero, oppure ci sono i presupposti per dare delle opportunità serie qui e a stretto giro di posta ai nostri giovani?
Sì, allora, intanto volevo dire che mi sembra che Domenico sia già pronto per fare il sindaco, perché nella profondità delle proposte, nell'elaborazione e soprattutto nella capacità di analisi si vede che i ragazzi non solo ci hanno studiato, ma hanno delle caratteristiche e delle capacità che è giusto che mettano in risalto. Rispetto a mia figlia, guardi, ogni papà, ma ogni genitore per i propri figli vuole sempre il meglio, ma il meglio inteso come che loro trovino il loro posto nel mondo, si sentano a loro agio e possano esprimersi al meglio nella maniera più serena e tranquilla. Poi è chiaro che egoisticamente ognuno li vorrebbe nel proprio cortile per poter anche fra 50 anni essere lì a vegliare su di loro. In realtà io forse ho avuto modo di dirlo anche in qualche altra occasione, per i miei figli diciamo che il Veneto, l'Italia sono una parte, come era, non so come dirlo, era come per noi il nostro orto, i nostri 4 paesi confinanti, per cui da Zerobranco, Treviso, Padova, era quello. Diciamo che loro sono già loro hanno una prospettiva che senz'altro è più europea, quindi non mi stupirebbe il fatto che lei prendesse una decisione del genere, mi dispiacerebbe, ma non mi stupirebbe. Poi non la stupirebbe. Studia scienze internazionali, quindi la vedo un po' complicato il fatto che possa rimanere a Zerobranco. Diciamo, quello sì, insomma, quindi in bocca al lupo anche a sua figlia, allora, sindaco Durighetto. Vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio, il sindaco di Rosolina, Michele Grossato, siamo nel cuore del Delta. Buongiorno sindaco, buongiorno Grossato. Buongiorno dottor Arboit, buongiorno anche a tutti voi telespettatori di Antena 3. Allora io partirei proprio da questo tema, la manodopera che non c'è, ne abbiamo parlato tanto in queste settimane con gli operatori balneari, nei giorni scorsi anche con il sindaco di Cavallino Treporti Roberta Nesto, che è presidente dei sindaci del litorale, organismo di cui anche lei fa parte. È davvero così critica la situazione sul fronte della manodopera e di chi è la colpa, se possiamo individuare una colpa? La situazione è critica, io non voglio generalizzare come hanno fatto molti, sono uscito anche sui giornali le scorse settimane che spesso e volentieri si additano i giovani, no? I giovani non hanno voglia di lavorare, i giovani non hanno voglia di fare la stagione, io dico sempre che la verità sta nel mezzo. Sicuramente ci sono dei bravi operatori turistici che riescono a fidelizzare anche la propria manovalanza, perché qui a Rosolina Mare ad esempio vedo degli stabilimenti balneari, vedo dei bar, dei ristoranti che hanno i loro dipendenti storici. Altri invece magari faticano di più perché innanzitutto la stagione è molto corta. E infatti uno dei miei obiettivi della mia amministrazione comunale, visto che il Parco del Delta del Po può vendersi anche non solo con ombrellone e sdraio, ma vista la natura che è stata generosa e il mare d'inverno piace a tutti, vogliamo destagionalizzare. Ecco che allora, prolungando di più la stagione, uno ha anche la possibilità di guadagnare di più, tipo le 2 stagionalità che ci sono ad esempio nelle località turistiche montane. Per seconda cosa, a mio avviso, bisogna anche andare incontro un po' alle esigenze dei giovani, tipo con l'alloggio. Spesso e volentieri chi si trasferisce in una località marittima, se non abita nelle immediate periferie, ha anche la difficoltà di dover pernottare oppure anche prendere un appartamento in affitto anche con dei colleghi, però sono dei costi che dopo ovviamente vanno a diminuire il salario mensile. E poi gli orari, e lì un altro aspetto, bisogna soprattutto chi fa ristorazione, chi fa bar, di pensare a una doppia turnazione, perché a fare 15 ore lavorative continuative diventa anche abbastanza difficile. I giovani, ma non solo i giovani, credo anche noi di una certa età abbiamo anche voglia di svago, abbiamo voglia di riposo. Perciò bisogna ritarare un pochino il modus di gestire il lavoro stagionale e poi ovviamente dal punto di vista salariale bisogna adeguarlo ai tempi, perché una volta spesso e volentieri gli studenti universitari si facevano la loro stagione, si guadagnavano, si divertivano. Adesso un po' diamo la colpa anche al reddito di cittadinanza, per carità, ma non è il motivo scatenante di tutto questo problema, ma conti fatti, uno che ha la possibilità, un po' la famiglia ti aiuta, un po' di qualche lavoro saltuario, uno dice vabbè, mi diverto, studio, rimango al divano invece di farmi la stagione. Bisogna perciò riportare un po'
tutto su un tavolo e ritarare nei vari aspetti, che siano sia quelli dal punto di vista di educazione e anche della famiglia, perché spesso e volentieri erano le famiglie stesse che ti invogliavano e ti incentivavano a farti la stagione estiva. Mi ricordo anche io da giovane, non si aspettava l'ora per lavorare d'estate. Adesso diciamo è un po' cambiata tutta la questione. Sono cambiati i tempi. Prima io e il sindaco Durighetto siamo praticamente coetanei, abbiamo sorriso, no? C'è bisogno di riposo sopra una certa età, quindi diciamo dai 40 in su magari doppio turno di riposo. A parte gli scherzi, il tema c'è e va affrontato, è un tema strutturale, soprattutto nel turismo. Tra l'altro nelle scorse settimane avevo ospite il presidente della Federalberghi di Belluno, Walter De Cassan, e Walter De Cassan ci diceva guardate che il problema dell'assenza di manodopera nel turismo riguarda tutta l'Europa, riguarda tutti i paesi turistici europei. C'è un problema culturale proprio di fondo che va affrontato probabilmente con misure diverse. Tra l'altro, ecco, lo ripeto, oggi pomeriggio a Venezia c'è questo incontro molto importante fra l'assessore che seguiremo, tra l'assessore regionale Elena Donazzan e il commissario europeo Schmidt, commissario europeo alla formazione e all'occupazione, perché il tema per l'appunto non riguarda solo l'Italia, non si parlerà solo di turismo, ma si parla di formazione e di politiche attive del lavoro, quello che stiamo facendo. Senta, sindaco Grossato, lei dov'è in questo momento? A Rosolina Mare? Io mi trovo a Rosolina Mare e mi trovo tra l'altro in una posizione strategica, perché sono sopra una torretta del bagno primavera e sto osservando gli ombrelloni aperti e sto un po' dialogando un po' con i miei operatori turistici per vedere come sta andando questo avvio di stagione. Il sindaco Durighetto la sta guardando con un po' di invidia, diciamo, ecco, che a Zero Branco manca solo il mare. Non ce l'abbiamo. Però insomma avete tanto altro. Ecco. Per quello dobbiamo andare a Rosolina. Per quello dobbiamo andare a Rosolina. Scusi. Vi aspetto molto volentieri. Ecco, diceva, come sta andando? Siamo nel Ponte della Pentecoste, quindi questo forse è il primo vero banco di prova per il turismo balneare per capire se i turisti stranieri stanno tornando per davvero. Come va a Rosolina? Con soddisfazione possiamo dire che sta andando veramente bene. Ieri abbiamo fatto una giornata paragonabile a un Ferragosto. Anche oggi, nonostante che magari ci sia un po' di più grigio dal punto di vista meteorologico, però gli stabilimenti sono ben affollati e i numeri delle prenotazioni ci stanno rincorrendo in maniera egregia, anche perché abbiamo il ritorno degli italiani e questa è una cosa bella. Non che disdegniamo sentir parlare in tedesco o in altre lingue, però già il fatto che i veneti, il turismo di vicinato, di prossimità, scelga le nostre località, questo è un bel segnale, insomma. E poi ovviamente, a parte la presenza russa, soprattutto di Albarella, l'isola di Albarella che faceva il 30%, in questo momento non lo sta assolutamente registrando, sono scappati tutti, però abbiamo un bel ritorno anche di tedeschi che fanno dei numeri significativi. Quindi, sia per Rosolina Mare. Sta dicendo che stanno un po' compensando, lo dico a chi è a casa, il comune di Rosolina ha sia Rosolina Mare, diciamo la spiaggia di Rosolina Mare, poi l'isola dell'Albarella di cui tanto si parla, che è molto internazionalizzata e ha un turismo di fascia medio-alta. Forse è stata la prima meta turistica balneare scelta dai russi storicamente in Italia, prima ancora di Forte dei Marmi. Sì, forse Forte dei Marmi è stata un po' la più forse vista, prima. Dopodiché i russi sono arrivati qua, hanno anche investito, perché negli ultimi anni le ville più belle ovviamente sono di proprietà russa e in questo momento hanno qualche problema a raggiungere la località, ma anche qualcuno comunque ha un passaporto europeo, perciò riesce tranquillamente a raggiungerci. Però abbiamo compensato con un ritorno di tedeschi, abbiamo fatto delle belle strategie anche di marketing, di promozione sulla Baviera, soprattutto che in 4-5 ore di macchina fanno presto a raggiungere le località venete delle nostre spiagge, di conseguenza anche Rosolina Mare Albarella, ma tutto il Delta del Po, in quanto noi ci offriamo sì come località turistica balneare, ma ci offriamo anche con un bagaglio naturalistico
lo dico sempre, io credo che abitiamo una delle zone umide più belle d'Italia e questo viene molto apprezzato soprattutto per chi ama il turismo plein air, chi ama il bike turismo, chi preferisce rimanere all'aria aperta. Quindi diciamo che le prospettive sono buone e questo ovviamente ci fa piacere. Senta Sindaco, e poi appunto dicevamo c'è il turismo interno che si nutre di grandi eventi. So che il cartellone quest'estate di Rosolina Mare è particolarmente ricco anche di grandi nomi e strizzate l'occhio, ha detto, al pubblico più giovane, quindi a un target nuovo? Sì, abbiamo pensato di, tra virgolette, coccolare i giovani, perché con il Covid abbiamo visto che in un paio d'anni, negli ultimi 2 anni, abbiamo proprio avuto il ritorno dei giovani. I giovani però vogliono il divertimento, vogliono la movida e anche la movida organizzata, perciò gli stabilimenti balneari la faranno da padrona, in quanto con delle feste, con degli aperitivi anche prolungati, così abbiamo la possibilità di offrire un intrattenimento anche sicuro, perché quando viene fatto uno stabilimento balneare con la security, con la sorveglianza giusta, i ragazzi possono tranquillamente divertirsi in sicurezza e non nella spiaggia libera, campeggiando di notte senza nessun controllo. E qui torniamo al tema della movida. Chi ci guarda da casa vede in questo momento Michele Grossato da una parte e dall'altra invece quello che è l'idolo dei teenager in questo momento, che è il grande nome di fatto di quest'estate. Quando si terrà il concerto? Sì, so che è particolarmente atteso. Abbiamo una data, è molto atteso, abbiamo una data zero di questo Rosolina Beach Festival, 3 giorni che abbiamo voluto inserire nel calendario dei grandi eventi di Rosolina Mare dal 27 al 29 luglio. Il 27 avremo il musical Mamma Mia, la produzione di Pipparo che sta girando tutta Italia con Luca Ward, Sergio Muniz, Paolo Conticini. Il 28 invece il grande evento, il Volare Tour di San Giovanni che è attesissimo. Tra l'altro stiamo già registrando anche da Ticket One i vari flussi di acquisto dei biglietti, e questa è una cosa bella perché vediamo che stanno acquistando biglietti addirittura dall'Abruzzo e dalla Sardegna, perciò significa che chi verrà ad assistere a questo grande evento estivo dovrà per forza di cose anche prenotare un weekend qui nella nostra località, così abbiamo la possibilità anche di far conoscere Rosolina Mare a un pubblico un po' distante, diciamo, dal raggio d'azione veneto. Durighetto sorride. Sindaco, lei conosce San Giovanni? Sì, non di persona, lo conosco di fama e per riportato dei miei figli. Quindi insomma è probabile una trasferta a Rosolina. Ci sto pensando, mi sto organizzando. No, tra l'altro come voi sapete, Rosolina Mare si è sempre distinta per un calendario di eventi. Io prima di essere sindaco, come presidente di Proloco, l'ho anche sempre curato in collaborazione con l'assessorato al turismo. Quest'anno perciò ritorniamo finalmente senza mascherina all'aria aperta, ritorniamo con il carnevale d'estate, avremo Carmen Consoli che farà un mini live il 24 luglio perché è vincitrice del premio Amnesty, che è un altro evento che ospitiamo ormai da 10 anni, e Cabaret, visto che abbiamo il ritorno degli italiani, perciò avremo molti personaggi di Zelli che verranno a far ridere durante qualche serata estiva qui a Rosolina Mare. I concerti all'alba, un'altra cosa che sperimentata l'anno scorso ha funzionato molto, avremo 9 appuntamenti alle 6 del mattino in riva al mare e poi avremo un grande concerto, una sorpresa la notte di San Lorenzo con orchestra sinfonica, sempre in riva al mare, sulla spiaggia con sdraio e telo spiaggia di sera. Diciamo che stiamo un po'... Vi state mobilitando. Ci stiamo mobilitando. Assolutamente. Sindaco Durighetto, però anche Zero Branco, anche i comuni che non sono prevalentemente turistici stanno mettendo sul piatto tante iniziative per l'estate. Voi già ne avete fatte e domenica ce n'è una in particolare. Sì, diciamo che a differenza di un comune turistico, un comune come il nostro non ha la possibilità di avere l'introito di una tassa di soggiorno che permetta poi di chiamare i nomi altisonanti e che poi con capacità, per esempio il sindaco di Rosolina ci ha appena raccontato, andranno a riempire l'estate a Rosolina. A Zero Branco invece noi dobbiamo arrangiarci in un altro modo, però
ce la stiamo cavando alla grande. Domenica a Zero Branco avremo un evento unico in Villa Guidini, quindi nel parco della villa, bellissimo all'aria aperta, perché abbiamo aderito all'iniziativa del CONI relativa alla giornata nazionale dello sport, quindi ci saranno più di 35 associazioni sportive non solo del mio comune ma anche di altri territori, cito i più strani, il football americano, ma anche ci sono alcune attività con delle associazioni cinofile, c'è il simulatore del VAR, degli arbitri, ci sono tutta una serie di iniziative particolari fatto assieme al CONI. Ci saranno solo 2 eventi, il 5 che è la giornata nazionale dello sport, quindi si festeggia in tutta Italia, uno sarà solo al mattino a Treviso, invece a Zero Branco lo faremo durante tutto l'arco della giornata. Noi avremo 35 associazioni, saranno circa un terzo a Treviso, ma diciamo che quindi mi fregio di poter dire che sarà l'evento dello sport in collaborazione col CONI più grande della provincia di Treviso. L'abbiamo fatto e qua devo ringraziare di cuore il delegato CONI, il signor Sanson, e poi il delegato dello sport del comune di Zero Branco che è Andrea Favaretto, il quale si è speso fin dall'inizio su questa iniziativa e l'ha portata a casa. Devo dire una cosa veramente bella, strutturata, invito tutti a voler passare, grandi e piccini, perché non ci sarà solo la possibilità di provarlo per i più piccoli, ma anche per gli adulti, di capire un po' dove sta andando lo sport in Italia. Allora, io vi devo dare un aggiornamento proprio di questi minuti. Fra poco ci collegheremo in diretta con il centro di Treviso, c'è una fuga di gas, una via è stata evacuata. Pare si tratti della rottura di un tubo a causa del gesto di un balordo. Queste sono le prime informazioni che abbiamo. Fra poco ci collegheremo rigorosamente in diretta con il nostro Lucio Zanato che sta andando sul posto. Come vede Sindaco, qui la cronaca evolve. No, infatti volevo aggiungere una cosa, ma prima, se posso, prima di aggiungerla volevo ribadire che qua probabilmente una volta si diceva il colpo del sol. Qua probabilmente i 2 anni del colpo del Covid si dio da gatta. Ecco, ne abbiamo parlato poco prima, no? Di vandalismo, di atti. Però a volte. proprio per dare un po' di speranza, e concludo velocemente, oltre a domenica che ci sarà appunto questa giornata nazionale dello sport in grande spolvero, e noi nel weekend dal 9 al 12 di giugno, quindi il prossimo weekend, faremo in centro a Zero Branco, dietro alla chiesa, 4 giorni di street food con ospiti nazionali. Quindi ci saranno degli eventi collegati con degli ospiti che arrivano, che saranno a livello nazionale, quindi Radio 105 per i più giovani conoscono lo Zoo di 105. Non solo i più giovani. Esatto, vabbè, ma noi siamo ancora giovani. E poi ci saranno gli Autogol che collaborano anche con Sport Mediaset e quindi saranno lì da noi a Zero Branco, anche se il 9 apriremo con un collega mio e del sindaco di Rosolina, che è il sindaco di Riese Pio X, quindi inizieremo con i Los Massadores che hanno pubblicato il loro ultimo nuovo album e verranno album. a presentarlo a Zero Branco il 9. Tra l'altro appunto lo presenteremo anche noi in una delle prossime serate, quindi il sindaco di Riese Pio X Matteo Guidolin. Allora facciamo così, noi siamo in attesa di collegarci con Treviso per questa fuga di gas in centro. Io saluto davvero Michele Grossato, buon lavoro e buona estate, Sindaco Grossato, a lei e a tutti gli operatori di Rosolina. Vuole lanciare un ultimo messaggio? Grazie. Un messaggio, lo rilanciamo a tutti i nostri amici veneti che scelgano le località della costa veneta. Siamo ben organizzati, come sapete, soprattutto sull'ambito della sicurezza stiamo facendo un grosso lavoro insieme ai prefetti delle nostre terre perché vogliamo garantire una vacanza sicura per tutti i nostri concittadini e anche dal punto di vista sanitario, e perciò quando scegliete i nostri ombrelloni e le nostre spiagge. E così si sta bene insieme. Qua sta parafrasando, mi pare, Vianello, stessa spiaggia, stesso mare, questo è stessa importante. Vabbè, fa parte dei refrain estivi, insomma, anche questo. La ringrazio, Sindaco Grossato, Sindaco Durighetto. Grazie. Noi ovviamente come sempre ci aggiorniamo, le attività dei comuni sono sempre tante, tra l'altro proprio una battuta finale, com'è la situazione sul fronte caro bollette, costi
gestione e materie prime nei cantieri a Zero Branco? Sì, allora noi adesso abbiamo in questi giorni stiamo cantierando, un'opera già in essere, un'altra la stiamo cantierando. È chiaro che noi abbiamo cercato di garantirci un margine tale per cui se ci fossero ulteriori aumenti fino a una forbice del 10-15% riusciremo a riassorbirli senza dover bloccare i lavori, cosa che purtroppo invece abbiamo visto è successo in provincia di Treviso, ma in tutta Italia mi viene da dire, e quindi per cercare di tutelarci abbiamo cercato di mantenere un certo margine di libertà. Sul caro bollette effettivamente continua ad incidere, lo abbiamo visto prima, vale per tutte le attività produttive, vale per le persone a casa. E vale quindi anche per i comuni. Noi abbiamo avuto modo anche di raccontarlo qui, che abbiamo cercato di recuperare delle risorse che fortunatamente grazie a degli interventi passati che ci hanno permesso di respirare un po' sul fronte dell'illuminazione pubblica, quindi di non avere un aumento sconsiderato nell'illuminazione pubblica, siamo riusciti a dare già delle prime risposte a famiglie, aziende e alle associazioni, quindi su questo noi stiamo cercando di continuare a lavorare. È chiaro che però in questo frangente, come si fa a casa, ogni introito non previsto viene messo in saccoccia in attesa di capire se potrà essere utilizzato, come tutti noi speriamo, per delle nuove progettualità o per realizzare qualcosa di nuovo, oppure per far fronte a questo aumento di costi. È un aumento di costi che però è inutile nascondersi. Ho letto anche l'intervento del sindaco Galeano di Preganzeol, in questo momento fa urlare di rabbia, perché da una parte l'Italia si sta indebitando col PNRR per andare a dare una svolta nuova al paese e provare a cambiarlo e migliorarlo, e dall'altra ci troviamo a dover pagare continui aumenti con valore aggiunto zero, certo, collegati alle bollette. Tra l'altro, ecco, dicevamo il sindaco Galeano, proprio Galeano ai nostri microfoni 2 o 3 settimane fa aveva detto: guardate, io ho 1,5 milioni di euro in più di costi aggiuntivi, dovrò fare uno scostamento di bilancio, e così è avvenuto nei giorni scorsi, perché di fatto soprattutto nei comuni dove ci sono interventi di edilizia scolastica già programmati da tempo, si riscontrano delle difficoltà. Lo stesso sindaco di Riese Pio X Guidolin, ne avevamo parlato poco tempo fa, ha fatto il punto della situazione anche il presidente della provincia Marcon su tutto il fronte dell'edilizia scolastica. Insomma, c'è il tema. Il tema c'è ed è pesante. Pesantissimo. Allora facciamo così, grazie sindaco Durighetto, grazie a voi. Noi ci aggiorniamo su tutti i fronti. Vi ricordo questa fuga di gas in centro a Treviso, una via risulta evacuata. Per saperne di più rimanete con noi, perché fra poco ci collegheremo con Lucio Zanato. Adesso c'è il meteo e poi ci ritroviamo qui per proseguire questa nostra diretta. A fra poco. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe. Bentrovati al meteo. È sempre l'anticiclone africano a dominare lo scenario meteorologico. Anche venerdì 3 giugno bel tempo e tanto caldo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non si esclude al pomeriggio la consueta instabilità sui rilievi con occasionali temporali che potranno estendersi poi anche alle pianure circostanti. Clima afoso con temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, dove avremo di fatto poche novità. Giornata decisamente buona con ampio soleggiamento. Acquazzoni al pomeriggio sulle zone montane. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime sui 30-32. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo ampie parentesi soleggiate. Spiccata variabilità pomeridiana poi con rovesci a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Di nuovo in diretta per raccontarvi di questo venerdì 3 giugno a Nord-Est. Avete visto tanti fatti di cronaca, ancora di più mi verrebbe da dire in questa giornata i temi dell'attualità. Vi abbiamo mostrato le immagini dell'arrivo al Salone Nautico di Venezia del ministro Giorgetti, preceduto dal ministro Franco, che tra l'altro non era stato nemmeno annunciato. Con loro il sindaco di Venezia Brugnaro, il governatore del Veneto Luca Zaia. Si è fatto un po' il punto dell'attuale situazione, soprattutto economica italiana, ma appunto temi sui quali ritorneremo. E ancora oggi si apre il vertice dei paesi del Mediterraneo, sempre a Venezia, con i ministri di Italia, Spagna e Malta e quant'altro, proprio per capire se ci sono delle misure da prendere in relazione all'aumento degli sbarchi che si sta registrando. Tra l'altro poi un fenomeno che è destinato a intensificarsi a causa della crisi del grano, che è in atto, già in atto in alcuni paesi africani che sono dipendenti dal grano dell'Ucraina, ma come sapete questo grano dall'Ucraina non parte per tutta una serie di ragioni. Un effetto domino che è monitorato, e fra un'ora arriva anche il commissario all'occupazione, il commissario europeo all'occupazione, al lavoro Schmidt, incontrerà e parlerà di Fondo Sociale Europeo con l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Quindi il Veneto centrale su tanti aspetti di cronaca internazionale. E poi ovviamente incombe l'election day del 12 giugno con le forze politiche schierate. Oggi è il giorno di Salvini, alle 16:30 a Belluno, alle 19 a Padova. Poi la prossima settimana sono stati annunciati Enrico Letta, ma arriverà anche la Meloni. Quindi insomma, come vedete, un mosaico politico che si sta componendo. Facciamo il punto con Raffaele Freda, Fratelli d'Italia, capogruppo di minoranza Impegno Comune a Preganziolo. Buongiorno Freda, ben trovato. Buongiorno. E ben trovato anche a Giacomo Nilandi, che è consigliere comunale del Partito Democratico a Mogliano, dove è anche segretario del circolo locale. Io vado subito diretto con voi, in attesa di collegarci con Lucio Zanato per capire cosa sta succedendo a Treviso, dove c'è questa via evacuata per una fuga di gas. Vado subito al punto e vi chiedo: è ipotizzabile ed è davvero sul tavolo questa alleanza nel 2023 tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico? Il tema è stato lanciato una settimana fa più o meno da Panebianco, da Mieli, autorevoli editorialisti del Corriere della Sera. È un'ipotesi? È fantapolitica? Che cos'è? Ma mi sembra è fin troppo facile rispondere, che probabilmente oggi potrebbero rispondere soltanto Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Io stimo naturalmente gli opinionisti che hanno lanciato questa ipotesi, ma ad oggi mi sembra fantapolitica ma per motivi molto, molto pratici, molto concreti sui principali punti programmatici per il Paese, sull'agenda che ha nella mente Fratelli d'Italia, così come quella che hanno nella mente gli esponenti del Partito Democratico. Ci sono delle differenze troppo evidenti. Si parte già dal quesito referendario del 12 giugno, dove Fratelli d'Italia comunque dice 3 sì su 5, il Partito Democratico si schiera per 5 no, e il tema giustizia è un tema importantissimo per il nostro Paese e per l'Italia. Da qui a 100 altre posizioni completamente divergenti, a volte che naturalmente si possono avvicinare, perché poi il buonsenso è quello che guida la maggior parte delle persone che fanno politica, per fortuna, ma mi sembra difficile, ecco. Difficile, ma non impossibile. Mi stupirebbe. Io direi invece totalmente impossibile.
prima di tutto per una questione banalmente identitaria che purtroppo in questo paese passa sempre un attimo in sordina, ma che in realtà non dovrebbe essere, nel senso che le ragioni storiche di dei nostri due partiti in qualche modo muovono da dei blocchi sociali anche ben distinti all'interno della storia del paese. Difficilmente, voglio dire, penso che gli iscritti sia dell'una che dall'altra parte possano in qualche modo accettare anche in minima parte un'idea del genere. Penso che anche soltanto approcciare il tema da parte dei nostri leader possa provocare una rivolta interna da entrambe le parti che poi sarebbe difficilmente contenibile, o quantomeno, cioè nel senso, non penso che poi esisterebbe né uno né l'altro partito, ecco, giusto per far capire un attimo la portata di un'iniziativa del genere. Un passo indietro, perché questa proposta è uscita, questa suggestione più che proposta è uscita comunque dal principale quotidiano nazionale, che come sappiamo molto spesso è molto vicino alle cronache di palazzo. Perché? Perché Partito Democratico e Fratelli d'Italia in questa fase storica hanno una linea politica molto simile nei confronti della politica internazionale, che come sappiamo in questo momento fa la differenza. Quindi questa via del filo atlantismo verrebbe da dire, che discosta in qualche modo Fratelli d'Italia dall'alleato naturale della Lega, così come il Partito Democratico dall'alleato al momento naturale del Movimento 5 Stelle. Quindi è la politica internazionale in questo momento che sta dettando il passo alla politica interna, Freda? Beh no, indubbiamente in questo momento storico a livello di opinione pubblica soprattutto e di contingenza economica e politica, la politica internazionale è quella che è al centro, perché la guerra tra Russia e Ucraina è così vicina ai nostri confini e ci tocca in maniera estremamente cogente sul piano del rifornimento dei carburanti, sul piano alimentare, sul piano economico in assoluto. È chiaro però che avere delle posizioni comuni sulla politica estera non mi sembra un presupposto sufficientemente solido, ma magari è un'opinione solo personale, per poter sposare un partito che ha opinioni completamente divergenti poi sulla politica interna. Diciamo che questa è un'ipotesi, una suggestione in vista delle elezioni del 2023. Il vero tema è: ci arriviamo al 2023 o ci saranno elezioni politiche anticipate? Soprattutto il governo arriverà, non dico a mangiare il panettone, ma ad attraversare questa lunga estate che si preannuncia molto calda, perché le fibrillazioni ormai all'interno delle forze dell'esecutivo sono all'ordine del giorno. Milandi? Io penso che ormai si andrà fino a fine legislatura, se non altro perché penso che tutte quante le forze politiche siano abbastanza responsabili per non far precipitare il Paese in una crisi di governo, in un momento nel quale c'è praticamente una guerra mondiale in atto, in diretta, sicuramente molto silente, però dove gli attori in campo sono veramente tanti, ne stiamo vedendo tutti quanti le conseguenze, e mai come in questo momento, dove abbiamo anche da gestire il post pandemia e anche i fondi del PNRR, questo momento di responsabilità nazionale al quale ci ha chiamato il Presidente Mattarella anche in fase della sua rielezione, dovrà durare fino a fine legislatura. Questo non significa che le varie forze politiche non debbano contraddistinguersi rispetto a quelle che sono le loro proposte, però il tema della governabilità in questo momento sicuramente è il tema. Poi durante le elezioni ci sarà modo di confrontarsi sul futuro del Paese, però questo è il momento nel quale bisogna cercare più quello che ci unisce che quello che ci divide per il bene dei nostri cittadini. Quindi prevarrà la responsabilità o spirito di sopravvivenza dei parlamentari? Sì, scusi la brutalità della domanda, no, Cristian, secondo me questo è uno dei temi. Tema importante, perché dobbiamo ricordarci che noi siamo andati a votare ad un referendum sul taglio dei parlamentari che verranno sostanzialmente dimezzati. Questo oggettivamente comporta che, in vista della preparazione delle liste per il 2023, le segreterie di partito dovranno fare
un lavoro importante tra tutti, tutti quelli che hanno velleità di finire in Parlamento. Questo significa che naturalmente dovranno stare a concertare all'interno delle segreterie per tanto tempo per poi individuare quali saranno poi effettivamente i prescelti che potranno tornare a Roma o andarci per la prima volta, e questa è una complicazione in più rispetto al tema anche noto, forse un po' troppo vicino all'antipolitica, però insomma comunque reale, rispetto al fatto che comunque chi ha un posto in Parlamento difficilmente poi tende a caldeggiare per lo scioglimento delle Camere, ecco. Sì, diciamo che sarebbe tafazzismo da un certo punto di vista, quindi non è un elemento, questo è un elemento umano, emozionale, per carità. E poi aggiungo un altro tassello, la legge elettorale che cambia, quindi si va a diminuire drasticamente il numero degli eletti. Quindi anche questa è una variabile mica da poco, Milandi. Sì, è una variabile mica da poco, dopodiché quelli che pretendono di andare ad elezioni prima, in qualche modo sventolando il vessillo dei parlamentari che vogliono attaccarsi alla carrega su questa onda di antipolitica che attraversa il Paese ormai di decenni, sono anche quelli che in realtà lo fanno in maniera opportunistica, perché magari in questo momento hanno il vento in poppa dei sondaggi e pensano di poterlo fare perché poi ne ricaverebbero anche tutti quanti i benefici del caso. Non si può essere responsabili nei confronti del Paese soltanto quando i risultati dei sondaggi ti danno in crescita, bisogna essere responsabili nei confronti del Paese sempre. Le persone in questo momento non si chiedono quando si andrà alle prossime elezioni o chi sarà il prossimo governo, le persone in questo momento stanno facendo i conti con un'inflazione galoppante e con dei salari da fame, e su questo la politica deve intervenire, il Parlamento deve intervenire, perché anche le forze di opposizione sono in Parlamento per fare le proprie proposte, per cui ci piacerebbe che in questo momento di questo si parlasse in Parlamento, non di quanto dura o meno una legislatura. Le persone, le imprese, ma anche gli amministratori. Però, oggettivamente questo governo non mi pare che brilli per dinamismo sul tema dei salari piuttosto che sull'inflazione. Mi pare che ci metta sempre un bel pezzo per poi arrivare a una soluzione, perché giustamente ha numerose forze che confliggono tra loro, che però stanno tutte insieme nella maggioranza, e quindi dopo 2 mesi partoriscono il topolino. Adesso hanno riabbassato le accise sulla benzina. Sul PNRR non mi pare di vedere una guida forte. L'impressione che si ha, e io sono convinto che il collega Mogliano ne abbia la stessa impressione, sia proprio quella che anche gli enti locali e territoriali, ad esempio, a volte si ritrovino con dei fondi che o non sanno come spendere o sono insufficienti, o provano queste gare dei bandi, ma se va bene bene, se no amen. Io non è che veda proprio una nazione che oggi, grazie al governo solido, stabile e alle forze politiche responsabili, va a 2000 all'ora. Non vede il governo dei migliori? No, non lo vedo il governo dei migliori. Draghi è sicuramente una figura importante, una figura anche piacevole e interessante sul piano istituzionale ed esperta, ma... Ecco, ritorniamo fra pochissimo al dibattito. Vi dicevo di questa fuga di gas in centro a Treviso, una via è stata evacuata, ma ci racconta tutto, è in diretta, lo vedo, Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo praticamente ai giardinetti, quelli lungo via Toniolo, i famosi giardinetti che sono stati anche chiusi più volte perché mal frequentati. Un gesto sconsiderato ha messo in pericolo davvero tutta la via Toniolo, un palazzo intero è stato evacuato, la Camera di Commercio è stata evacuata per un gesto sconsiderato di una persona. Adesso vi faccio vedere, perché vado direttamente sul luogo e vi racconto cosa è successo oggi intorno poco dopo mezzogiorno. Cosa è successo sostanzialmente? Come vedete qui siamo ai giardinetti di Sant'Andrea, giusto per intenderci, questa è la piazzetta che una volta era la piazzetta della
un'industria, di Confindustria. Questa è Piazzetta Sant'Andrea e qui, come si dice in gergo, è da troppo tempo mal frequentata. Cosa è successo verso mezzogiorno? Praticamente un gruppetto di nulla facenti a un certo punto si sono avvicinati lungo questa strada, sono scesi e qui praticamente hanno avuto la bella idea di appendersi a questo tubo del gas. Lo vedete, questo è un pezzo del tubo del gas che praticamente è stato divelto completamente. Vedete che qui manca completamente. Ecco, prima siamo venuti a fare le riprese, c'era ancora il tubo penzoloni e c'erano ancora le impronte digitali della persona che ha avuto la brutta idea di appendersi per fare un po' da Tarzan, come ci è stato detto. Tra l'altro è anche ripreso, come vedete, dalla telecamera, per cui la polizia locale sa già chi è e probabilmente sta già andando a prendere. Ma questo che cosa ha comportato? Ha comportato che ha ceduto completamente tutta la linea del gas, compresa questa parte qua, e da qui ha cominciato a fuoriuscire una notevole quantità di gas che ha subito invaso praticamente tutta l'area. Tutta l'area significa, come vedete, tutta via Toniolo, vedete, ci sono ancora i vigili del fuoco al lavoro, tutta via Toniolo, e praticamente ha portato all'immediata evacuazione di tutte le attività, non solo le attività all'interno di questo palazzo che vedete adesso ha ancora i portoni aperti proprio perché bisogna cercare di far circolare maggiormente l'aria. Qui era tutto intriso di gas metano completamente e solo la fortuna ha voluto che non ci fossero inneschi, perché qui sarebbe venuto fuori veramente una bomba, perché qui era tutto pieno di gas metano. E cosa è successo? Praticamente la gente dentro i condomini, ma anche nel bar, ha cominciato a sentire questo fortissimo odore di gas e chi era al piano terra ha visto questo gas fuoriuscire materialmente in maniera pesante e a questo punto hanno chiamato i pompieri e sono immediatamente usciti. Come vedete ci sono ancora tutte le finestre aperte perché deve circolare l'aria, tanti appartamenti sono ancora chiusi, tanto è vero che i vigili del fuoco sono ancora qui che stanno facendo il sopralluogo. Io mi avvicinerei al responsabile dei vigili del fuoco in questo momento per sapere qual è il punto della situazione. Buongiorno, siamo in diretta. Come sta procedendo adesso? Un attimo. Non può ancora rilasciare. Ecco. Guardi, sta arrivando anche il vice comandante sul posto, quindi se vorrà avere notizie più precise. Lei è il primo che è intervenuto qui? Sì, faccio parte della squadra. Voi avete fatto uscire tutti immediatamente? Noi la nostra più grande preoccupazione era quella di verificare il sito e di controllare che tutto fosse in sicurezza. Vi siete visti tutto questo gas uscire? Sì, non è stato facile, però ci siamo riusciti. Ecco, questa è stata la cosa più importante. Quanto pericoloso era? Era tutto intriso di gas qui? No, non dare una massima definizione con la prossima precisione è un po' difficile, però mi creda, veramente eravamo concentrati sul mettere in sicurezza le persone e eventualmente farle evacuare se fosse necessario. Beh, però un innesco con del gas metano avrebbe creato veramente un problema. Beh, qualsiasi innesco in un luogo dove vi è la presenza di gas sicuramente è qualcosa che non può essere lasciato così sottovalutato, trascurato, per cui abbiamo veramente focalizzato anche sulla messa in sicurezza grazie alla collaborazione della polizia locale che è intervenuta abbastanza tempestivamente, che ci ha permesso di poter lavorare con più tranquillità e mettere in sicurezza il sito. Grazie, intanto buon lavoro perché adesso il pericolo è scampato. Come vedete in questo momento praticamente si è tornati alla normalità. Va detto che è stata evacuata tutta la Camera di Commercio, tutti i dipendenti sono stati fatti uscire, tutti i condomini di questo condominio ma anche di quelli vicini sono stati fatti uscire, è stata staccata la corrente, è stato proprio bloccato tutto, traffico bloccato e qualunque altra cosa. Per fortuna, ripeto, non è successo nulla, nel senso che la fortuna ha voluto che non ci sia stato nessun tipo di innesco, eppure qui attività ce ne sono in maniera notevole. Come vedete ci sono ancora i vigili del fuoco all'entrata di via Toniolo proprio perché è stato bloccato a distanza va detto, tutto il personale possibile e immaginabile. Allora, il vero problema comunque rimane appunto le cause, nel senso non è stato un difetto di come dire, un tubo avariato o un problema diciamo meccanico, è stato proprio la negligenza di una persona che
che ha avuto la bella idea di appendersi, perché non aveva niente di meglio da fare, di appendersi al tubo del gas e di appendersi qui nella zona di Giardinetti Sant'Andrea. Sappiamo che questo è un luogo, diciamo così, difficile della città, ma francamente non ci aspettavamo una situazione del genere. Quando siamo arrivati e abbiamo visto il tubo a penzoloni e abbiamo capito che c'era chi si era divertito ad abbatterlo, francamente ci ha fatto un po' pensare. Cristian, io credo di aver raccontato tutto. Se hai qualche domanda da studio, qualche curiosità? Allora, io ti ringrazio, Lucio. È un gioco davvero pericoloso, se possiamo utilizzare la parola gioco. Comunque ci hai mostrato poco fa, c'è una telecamera, questo soggetto, questi soggetti hanno le ore contate, forse i minuti. Sì, sicuramente sono stati identificati. Tra l'altro la polizia locale ha già proceduto al rilievo delle impronte digitali, per cui sicuramente non scappano. Stasera faremo vedere proprio il tubo con ancora le impronte, perché il tubo ovviamente aveva della polvere e chi ci si è appeso si vedono proprio le dita di questo, come dire, di questo gioco assolutamente sconsiderato. Voi pensate cosa vuol dire per 6-7 minuti l'uscita di gas da questo tubo, cioè da questo tubo di mandata, che insomma vuol dire non poco, perché è un tubo che, come vedete, parte direttamente sostanzialmente da terra. Questo è il tubo di mandata principale, che poi è stato immediatamente chiuso e bloccato. Va detto che in questo momento ovviamente tutto il condominio è senza gas. Ecco, vedete il tubo, questo è il tubo di mandata, quindi portata della mandata non indifferente. Per fortuna, ripeto, qui il gas è uscito, però non ha impattato in nessun, come potremmo dire, innesco, e non è saltato per aria nessuno. Grazie Lucio, grazie davvero. Se ci sono aggiornamenti chiedici pure la linea. Grazie come sempre al nostro Lucio Zanato per questa corrispondenza in diretta. Alla stupidità, scusate, non c'è davvero mai limite. Freda. Sì, no, Lucio, mi permetto di chiamarlo per nome, non so il cognome, ha detto bene. Quella è una zona che conosco bene, proprio dietro l'università Treviso, e sì, è mal frequentata. Ecco, i giardinetti di Sant'Andrea vedono spesso la presenza di persone che stanno lì a perdere tempo, forse anche a spacciare, a bere e quant'altro. Anche sulle scale lì che portano poi effettivamente alla piazzetta ci sono qualche volta dei giovani che va bene, e qualche altra volta sempre gli stessi soggetti che bevono, fumano e perdono tempo. Ecco, oggi hanno dato sfogo alla loro follia. Vedo anche che si è collegata, la saluto, la ringrazio, Vivian Moro, assessore all'istruzione del comune di Roncade. Buongiorno Moro. Le chiedo una battuta anche a lei sulle immagini che ha visto. Molto spesso lei è nostra ospite e parliamo spesso, mi ripeto, troppo spesso di vandalismo, di gesti sconsiderati. Stiamo assistendo anche un po' a un'escalation in queste settimane, in questi mesi. Lei come se lo spiega? I motivi sono tanti. Adesso trovo un po' prematuro dare una considerazione, nella misura in cui ancora non sappiamo, insomma, chi è il soggetto o i soggetti che si sono resi protagonisti di questo atto, diciamo sconsiderevole, direi piuttosto stupido. E quindi non vorrei azzardare ipotesi che in realtà poi non si addicono a quelli che sono i fatti. Certo è che è evidente che si sta parlando ormai da mesi rispetto a una situazione post-Covid, diciamo di disagio giovanile, però io credo che atti di questo tipo in realtà non rientrino in questa fattispecie. Penso semplicemente che vadano condannati, e come tale chi ha pagato, chi sbaglia paga, e soprattutto, al di là ovviamente dell'intervento che devo dire mi sembra di capire insomma essere stato tempestivo, e quindi per fortuna non ci sono state conseguenze più gravi di quelle materiali che si sono verificate, ma anche in qualche modo direi una condanna che possa anche mettere questi soggetti o questo soggetto a rendersi anche utile per la comunità, visto il danno che ne ha arrecato.
Ecco, quindi lei apre già il tema delle sanzioni che forse devono andare al di là del mero spirito repressivo, c'è una dimensione educativa e spesso ne stiamo parlando con i sindaci, con gli amministratori del territorio. Tra l'altro nel corso di questa diretta abbiamo parlato anche del sindaco di Arzergrande nel Padovano, che ha messo una taglia di 100 euro sulla testa di alcuni vandali, probabilmente giovanissimi, che hanno preso di mira i monumenti del centro padovano. Quindi diciamo che tutte le amministrazioni sono in qualche modo schierate e coinvolte. Ecco, qui vediamo tra l'altro alcune immagini di atti vandalici e quant'altro, dai più classici, verrebbe da dire, tradizionali, a quelli più delinquenziali, perché qua rischiamo anche di fare un calderone, no? Dove ci mettiamo dentro delinquenza, disagio giovanile, baby gang e quant'altro, però è quasi sempre poi la cronaca a dettarci un po' il ritmo della narrazione. Nilandi. Sì, penso che anche noi dovremmo fuoriuscire un attimo da quelli che sono i fatti singoli, perché molto spesso i fatti singoli non riescono a determinare poi un andamento generale di quello che è un fenomeno. Quello che sinceramente io da amministratore noto è che purtroppo dal punto di vista dell'organizzazione della pubblica amministrazione si sono un attimo dismesse quelle che una volta erano le agenzie educative che c'erano nel territorio e che in qualche modo facevano sì che anche questo tipo di situazioni potessero essere governate in maniera diversa. Quello che noto in questo momento in maniera molto cruda è che ci si concentra molto spesso sugli effetti del disagio giovanile, ammesso e non concesso, ripeto, che in questo caso si tratti di disagio giovanile, però se dobbiamo parlare di disagi giovanili a livello di politiche pubbliche molto spesso ci si concentra sugli effetti e non tanto sulle cause che portano i ragazzi ad entrare in una situazione di disagio giovanile. Mi spiego meglio. Se un ragazzo è in condizioni di indigenza rispetto al nucleo familiare dove vive, che supporto può dare lo Stato? Mi spiego meglio. Dov'è lo Stato prima che il ragazzo arrivi a delinquere? Dov'è lo Stato prima che il ragazzo arrivi a drogarsi? E perché un ragazzo arriva a drogarsi? Ci siamo domandati questa cosa qua? E io sinceramente su questo sento una responsabilità forte dell'intera comunità, non nel denigrare la famiglia, la scuola, eccetera, eccetera, ma quando un ragazzo arriva ad una situazione di questo tipo non ha fallito solo un'agenzia educativa, abbiamo fallito tutti come comunità. Tra l'altro, ecco, questi sono interrogativi che popolano molto le menti a Mogliano da quando è successo quel fatto, l'aggressione a Marta Novello, la giovane che faceva jogging e che è stata aggredita brutalmente da un minorenne. Poi c'è stata tutta la vicenda giudiziaria, l'abbiamo raccontata, però i nodi restano. Allora facciamo così, c'è ancora tanto da raccontare. Freda, Nilandi, Moro restano con me, qualche istante di pubblicità e ci ritroviamo in diretta. Di nuovo in diretta sono rimasti con me Raffaele Freda, Fratelli d'Italia, Giacomo Nilandi, Partito Democratico, Vivian Moro che è collegata via Skype. Stavamo parlando di questa escalation, perché la cronaca questo ci racconta di episodi delinquenziali, vandalici, bravate, non bravate, il dibattito è aperto. Vi dicevo di Arzergrande, adesso siamo in grado di mostrarvi il servizio realizzato dalla nostra redazione di Padova con il sindaco che lancia per l'appunto la proposta di una taglia. È impressa sul cemento degli spogliatoi dello stadio di calcio la scritta Ti amo, nero su grigio, ma i vandali romantici hanno ben pensato anche di cesellare a colpi di bomboletta spray il loro pensiero sulla vita. Nel mirino del gruppo, nella notte tra lunedì e martedì ad Arzergrande, è finito anche il monumento ai lagunari, così come le panchine e le altalene del parco. Per questo il sindaco Filippo Lazzarin, stanco di queste azioni, ha deciso di porre una taglia di 100 euro. Chi può aiutarci a reperire informazioni utili, a identificare i responsabili? Ecco, è vero, la parola è un po' forte, la taglia su dei ragazzini, su degli adolescenti, ma lo facciamo proprio anche per
responsabilizzarli, anche perché poi le conseguenze sono di natura, mi viene da dire, di educazione civica. Ecco, questo è lo scopo, e sicuramente abbattere il muro dell'omertà. Prime indiscrezioni sono già arrivate al sindaco Lazzarin, che da pochi giorni ha aperto una cassetta gialla in cui possono arrivare le segnalazioni anonime. Insomma, il cerchio si stringe sugli autori, che potrebbero essere giovanissimi, una cifra che il primo cittadino ha deciso di mettere di tasca propria con il suo consigliere delegato alla sicurezza. Sono un po' simbolici, non sono tanti come quei i famosi 200 euro per chi per la taglia che avevo messo qualche anno fa, per chi sporcava il territorio, abbandonava, diciamo, i rifiuti, però ecco, rivolgendoci a un pubblico un po' più giovane, ho pensato che 100 potessero essere sufficienti. Il gesto incivile di una notte alla collettività costerà circa 300 euro, e solo perché il lavoro sarà offerto gratis da volontari. Una taglia da 100 euro per i responsabili. Ora, è una provocazione? È una proposta concreta? Che cos'è, Nilandi? Vedevo che scuoteva un po' la testa. Non lo so, mi pare che stiamo delirando, forse, mi pare che siamo in preda ad un delirio collettivo, perché se addirittura si mette una taglia come fossimo nel Far West, vuol dire che proprio il pubblico ha fallito completamente, ma ha fallito completamente tutta quanta la comunità. Invito magari il sindaco in questione a ragionare se con quei 100 euro magari non si possa mettere a disposizione magari dei muri dove far graffittare i ragazzi, perché magari non hanno spazio all'interno del proprio comune dove esprimere le proprie forme d'arte, e lì in quel contesto far passare in maniera positiva il messaggio che lui invece sta facendo passare in maniera, devo dire, del tutto inappropriata. Vivian Moro, lei da assessore all'istruzione porrebbe una taglia su eventuali responsabili di vandalismo? Le sembra una buona soluzione questa? Allora, la taglia mi sembra un concetto un po' forte, che forse richiama altre situazioni. Certo è che capita in tutti i territori, questo è un esempio. Tra l'altro le scritte in qualche modo, se non altro, esprimono un sentimento, come dire, di amore. Il più delle volte le scritte sono veri e propri insulti, sono comparse anche nel nostro territorio, insomma in tanti comuni limitrofi. Ma non è una novità, cioè voglio dire, anche negli anni passati accadevano questi fatti. Ora il punto è, sicuramente come agenzie educative è importante far capire ai ragazzi, andando proprio con degli interventi mirati, uno, il danno che si arreca alla comunità quando ci si rende responsabili di queste azioni. Due, il fatto che coprire i responsabili non è mai una buona idea, e quindi c'è anche il discorso dell'omertà, che in questo caso, diciamo, è rispetto a questi fatti, ma si sa che è proprio attraverso l'educazione sulle piccole cose che poi si creano valori saldi, e quindi questo è importante farlo capire ai ragazzi. Dopodiché credo che ci sia anche come misura importante il fatto che una volta individuati i responsabili li si invita caldamente a pulire, perché il servizio lo dice, va bene, nel caso del comune in questione con 300 euro ce la si cava, ma perché? Perché ci sono dei volontari che puliscono, ma non è nemmeno giusto questo, non è giusto utilizzare la buona volontà appunto dei volontari per pulire situazioni di questo tipo. Poi altra cosa invece è quello che esprimeva il consigliere Nilandi, ovvero il fatto che possa essere messi a disposizione delle zone. Su questo diversi comuni l'hanno fatto e mi sembra assolutamente una buona idea, dove ci sono delle zone magari anche particolarmente degradate, dove con un percorso, anche con dei laboratori, sono stati fatti anche nel nostro comune, si può anche portare i ragazzi a far capire che i graffiti possono essere una forma d'arte, però vanno incanalati in questa strada. Ecco, poi io distinguerei un po', e l'abbiamo detto anche prima, in generale trovo pericoloso mettere tutto nello stesso calderone, cioè ci sono degli atti stupidi, le stupidaggini che non vanno fatte, punto.
Cercare di inglobare questo in tutta la tematica del disagio giovanile non va bene, perché il disagio giovanile è altro e ci sono altri strumenti sicuramente su cui a questo punto sì la comunità e il pubblico si deve interrogare. Su questo quindi faccio una chiusura finale. Tutti i comuni credo che soprattutto post pandemia si trovino in una situazione in relazione ai ragazzi di difficoltà. Siamo un po' tutti che stiamo rilevando non solo le agenzie educative e il pubblico, ma per esempio anche le agenzie socio-sanitarie stanno individuando questo. A Roncade, con Fondazione Città di Roncade, in collaborazione con il Comune e con la cooperativa Itaca, per esempio abbiamo promosso una ricerca tra i giovani dai 13 ai 30 anni con 4 questionari diversi, che mira proprio anche a individuare quello che è il pensiero dei ragazzi, che cosa sta succedendo loro in questa fase, per cercare quanto più di indirizzare poi delle azioni che siano rispondenti a dei bisogni che non supponiamo ma che sono i ragazzi stessi a darci. Allora io chiuderei queste riflessioni, poi riparto da Freda con quanto detto nella giornata di ieri durante la festa della Repubblica dal questore di Treviso Montaruli e dal vescovo Tomasi, proprio in relazione al fenomeno baby gang, disagio giovanile, tutto quello che ci stiamo appunto raccontando. Sentiamoli. Le ultime 2 violente risse a Spresiano e Castelfranco, che hanno avuto come protagonisti dei ragazzi poco più che ventenni, ma prima era toccato anche a giovanissimi in un'escalation che ha coinvolto tanti comuni della Marca, da Villorba con la rissa sabato scorso alla stazione di Lancenigo che ha coinvolto una dozzina di minorenni, a Conegliano con la sfida delle bande del Biscione che hanno risposto alle nuove norme più restrittive sul DASPO approvate dal Consiglio Comunale con un nuovo video di sfida alle forze dell'ordine. E proprio sull'utilizzo del DASPO urbano, cioè il divieto d'accesso a determinate zone o città per persone considerate un pericolo per la sicurezza pubblica, è tornato oggi il questore di Treviso. DASPO lo stiamo intensificando l'utilizzo in questo periodo, stiamo mettendo a punto lo strumento, ad esempio a Conegliano di recente proprio in questi giorni è stata ampliata la zona in cui può essere applicato l'ordine di allontanamento e poi il DASPO. Se le forze dell'ordine devono affrontare il problema dal punto di vista dell'ordine pubblico, su educazione e formazione dei giovani e dei genitori punta il vescovo Tomasi. Noi dobbiamo capire qual è la domanda che viene espressa in questo e metterci a disposizione. Non è possibile lasciare le giovani generazioni a se stesse, dobbiamo davvero avere un patto tra tutti per poter costruire i valori di cittadinanza che sono fondamentali e che faranno bene a tutti, anche ai ragazzi, soprattutto a loro. Questo è il messaggio del vescovo di Treviso. Cambiamo argomento, non possiamo non parlarne. Guerra, 100 giorni. Sono passati ben 100 giorni dal primo bombardamento su Kiev. Era il 24 febbraio, un'alba che difficilmente gli ucraini e non solo dimenticheranno. Sono passati 100 giorni e la situazione resta devastante. Nelle scorse ore il presidente Zelensky ha diramato un nuovo video dove tra l'altro ringrazia gli Stati Uniti, perché sempre gli Stati Uniti di fatto stanno inviando nuovi missili anche particolarmente potenti all'Ucraina e il dibattito è quello sull'invio di armi. Ma sentiamo questo breve stralcio di Zelensky che è sottotitolato. Друга новина. Сполучені Штати Америки підтвердили на різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню «Хаймерс». Ця зброя дійсно допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю. Я вдячний президенту Байдену, усім нашим американським друзям і народу Сполучених Штатів Америки за таку підтримку. Очікуємо. Дуже. Очікуємо також і хороших новин про постачання зброї і від інших партнерів. Наприклад, сьогодні маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції. Я дуже вдячний керівництву держави.
Ecco, queste le parole di Zelensky. Di fatto dice grazie agli Stati Uniti per questo nuovo invio di missili particolarmente potenti, missili di precisione, una scelta che ha scatenato inevitabilmente l'ira del Cremlino. Poi sapete, a livello europeo c'è la discussione sulle sanzioni alla Russia, il sesto pacchetto, c'è il muro del premier ungherese Orbán. La situazione si sta complicando, si sta per certi versi balcanizzando. Freda, se ne esce a 100 giorni dal primo bombardamento su Kiev, siamo ancora in alto mare. Certo, e soprattutto l'invio di queste armi servirà ad accorciare i tempi per la pace o allunga il tempo della pace? Io più che sull'invio, adesso vedendo il video di Zelensky, che ne ha fatti poi moltissimi, mi sono posto un quesito. Intanto aspetta, diciamo sull'invio delle armi. È chiaro che se si sostiene l'Ucraina non è possibile farlo soltanto a livello morale. Ecco, bisogna essere chiari e quindi è necessario che in una logica di pace si voglia raggiungere una pace nella quale però l'Ucraina non ne esca completamente distrutta, sconfitta e priva della sua sovranità, perché ricordiamolo bene, per quanto la NATO possa essere stata magari indelicata in qualche passaggio, possa essere stata arrogante o possa essere stata qualunque altra cosa, l'Ucraina è un paese sovrano che è stato attaccato, così come se attaccassero noi, no? Ricordiamocelo bene. Detto questo, ecco, io mi faccio una domanda però a livello comunicativo, quale sia l'obiettivo poi di Zelensky di dire pubblicamente il fatto che riceve delle armi dagli Stati Uniti, dalla Svezia, eccetera, eccetera. Da un certo punto di vista mi pare che questo possa facilitare un'escalation. Io trovo comprensibile che i paesi della NATO invino delle armi all'Ucraina, meno comprensibile che questo sia sotto gli occhi di tutti, perché la Russia a questo punto credo potrebbe dire candidamente che c'è un coinvolgimento dell'Occidente che è sì, un segreto di Pulcinella, però se lo dice lo stesso presidente ucraino, ecco, la Russia potrebbe dire bene, l'Occidente è coinvolto, ecco che noi potremmo diciamo, allargare forse i territori di guerra, al di là della strategia militare servirebbe mantenere un profilo più basso. No, ma è una domanda che mi pongo perché non sono un esperto di politica internazionale. Secondo me sono d'accordo con Raffaele quando dice che, voglio dire, è un po' ipocrita parlare di pace senza mettere nelle condizioni un popolo offeso di potersi difendere, per cui in questo caso l'invio delle armi da parte dell'Occidente, ma è una banalità dirlo, è una questione di necessità, come lo è stato anche per noi quando gli alleati hanno armato la nostra di resistenza dopo la fine della seconda guerra mondiale, per cui da questo punto di vista qua secondo me noi dobbiamo avere meno imbarazzi di tutti quelli che ci stiamo facendo. Capisco la contraddizione dal punto di vista ideale, però poi nel pratico se non avessimo inviato aiuti agli ucraini Putin sarebbe arrivato a Kiev nel giro di 3 giorni e a quest'ora probabilmente staremo raccontando tutta un'altra storia, per cui su questo bisogna che approcciamo in maniera un po' più realistica. Poi però c'è anche un tema: qual è l'obiettivo? Perché l'obiettivo iniziale con cui noi abbiamo inviato le armi era quello di difendere il popolo ucraino dall'aggressione e arrivare a dei negoziati. Adesso da più parti, in primis dall'amministrazione americana, si comincia a parlare non più di negoziati ma di vittoria dell'Ucraina, e questa parola negoziato è un attimo uscita dai radar. Su questo secondo me anche noi come Occidente, e bene ha fatto il Premier Draghi quando è andato a parlare con Biden a porre determinate condizioni, perché qui non stiamo parlando di invio di armi o di supporto militare anche seppur indiretto per andare a sconfiggere un altro paese, ma per difendere un paese e porlo nelle condizioni di arrivare a dei negoziati di pace, perché il nostro obiettivo deve rimanere la pace.
E ci sono poi gli effetti concreti sui territori, ne stiamo parlando da tempo e non potrebbe essere altrimenti. Oggi è stato un po' uno dei leitmotiv di questa puntata con la responsabile nazionale di Coldiretti. Abbiamo parlato del caro del grano, anzi l'assenza del grano, che sta provocando tutta una serie di fenomeni e potrebbe aggravare il fenomeno migratorio, perché la gente, soprattutto in alcune zone dell'Africa, ha fame, rischia di non avere il pane, già non ce l'ha, quindi il tema è presentissimo, e quindi il nodo dell'accoglienza poi sui territori. Nei giorni scorsi il presidente Zaia con il presidente del Tribunale di Venezia ha lanciato un protocollo contro la tratta dei nuovi schiavi, degli esseri umani, e si è soffermato anche sui nuovi dati dell'accoglienza di profughi dall'Ucraina. Siamo ormai sui 15.000, diciamo che dopo l'exploit iniziale il fenomeno si è in qualche modo arrestato, comunque procede in maniera molto graduale. Con Vivian Moro nei mesi scorsi ci siamo occupati diverse volte dell'integrazione poi degli ucraini a scuola. Da questo punto di vista Moro ci può aggiornare? Sì, allora i dati poi appunto ricalcano quello che avviene nei territori. Va detto che probabilmente si tratta anche, siccome anche il fenomeno migratorio non è uguale per tutti, perché le ragioni che lo spingono sono fra le più diverse, nel caso di specie quello che notiamo anche, magari non come singolo comune di Roncade, ma come area più vasta, che ovviamente sono state ospitate nelle settimane scorse diverse famiglie, e sono per lo più famiglie composte da donne con bambini / ragazzi, ma in moltissimi casi nel momento in cui hanno notizia che nel loro territorio vi sono delle zone dove in qualche modo sembra che il conflitto stia indietreggiando, cercano di fare di tutto per tornare a casa. E questo ovviamente crea anche diciamo un approccio diverso al fenomeno. Per quello che riguarda quindi l'integrazione che finora si è cercato di portare avanti all'interno delle scuole, insomma i dati che abbiamo noi sono assolutamente positivi rispetto a uno sforzo, posso dire proprio collettivo, che è venuto in primis dalle persone ospitanti, che sono i nostri cittadini, uno sforzo che insomma sta andando a buon fine. Detto questo, è evidente che l'integrazione è un qualcosa di molto più complesso e anche un processo più lungo, che passa in primis anche nell'apprendimento di una lingua, che ovviamente è una lingua straniera. Però io vedo anche che nel caso di specie abbiamo avuto in una frazione, diciamo, è accolta una famiglia la cui mamma in Ucraina è insegnante, e la mattina, siccome ha fatto anche dei corsi di italiano, la mattina viene lei proprio fisicamente a dare una mano a scuola, anche per far relazionare i bambini ucraini nelle varie classi, e poi invece il pomeriggio fa lezione da remoto con i suoi studenti in Ucraina. Quindi da quello che, insomma, dai dati nostri è comunque un processo che sta funzionando, però chiaramente lo stiamo solo valutando nel breve termine, perché sono effettivamente passati 100 giorni, purtroppo non abbiamo un orizzonte temporale al momento. Questo è il tema ed è la vera preoccupazione. Io vi mostro queste altre immagini che mi arrivano da Venezia, dal collega Nicola Marcato, che ringrazio, che oggi ha seguito, lo vedrete questa sera, l'incontro, la visita del ministro Giorgetti al Salone Nautico. C'era anche il ministro Franco, vedete anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Una visita istituzionale che però oggi sono sulla fantapolitica, dico ai miei ospiti, no? Cade a 10 giorni dall'Election Day, e qui vediamo Giorgetti con Zaia. Alle 16:30 Salvini a Belluno e alle 19 a Padova. Il pomeriggio ancora lungo, potremo vedere tutte le geometrie possibili e immaginabili. Però all'interno del centrodestra questa immagine che rivediamo, Zaia Giorgetti, cosa rappresenta? E cosa rappresenta per
voi di Fratelli d'Italia e soprattutto in Veneto, il vostro interlocutore è Zaia o Salvini? Freda. So che non le faccio una domanda proprio sul velluto, però no, insomma... mi fai una domanda difficilissima, sia sul piano della diplomazia interna al partito, sia proprio per la risposta che dovrei dare, nel senso che oggi chi è l'interlocutore? Io credo che l'interlocutore poi a livello regionale sia poi quello che effettivamente è il segretario regionale della Lega, quindi l'onorevole Stefani. Banalmente, cosa rappresentano Giorgetti e Zaia? Il presidente della regione ed un ministro, che tra l'altro mi pare siano poi due figure che tendono a svolgere il proprio ruolo anche in una maniera piuttosto istituzionale, senza intervenire, o almeno pubblicamente, sulle vicende interne ai partiti. E noi prendiamo atto del fatto, anche con piacere, che a livello locale possiamo vedere che la Lega si sta riorganizzando con i congressi, e continuiamo a dialogarci sempre in vista di tutte le elezioni. E i vostri alleati naturali continuano a essere Lega, Forza Italia? Beh sì, mi pare abbastanza evidente, ci sono dei tratti identitari, ideologici, se vogliamo chiamarli, che sono pressoché identici in alcuni casi, per cui ci sembrano gli alleati più naturali. E voi, Nilandi, non sorrida sotto i baffi, con i 5 Stelle come va? Perché pare bene ma non benissimo da un certo punto di vista. I vostri interlocutori nel 5 Stelle sono i contiani? Sono invece quelli più vicini all'ala di Di Maio? Io penso che su questo il segretario Letta sia stato abbastanza chiaro. Noi stiamo cercando di costruire un campo largo per far sì che le destre non prendano il controllo del paese. Nel campo delle destre non crediamo che ci sia il Movimento 5 Stelle, sia per la specificità di politiche che sta portando avanti, sia anche per un patto che poi, al netto di quelle che possono essere le polemiche mediatiche di questi giorni, si sta confermando anche in vari comuni, anche relativamente grossi, anche all'interno della nostra regione, dove l'alleanza centro-sinistra-Movimento 5 Stelle funziona a Padova, funziona a Verona, per cui, voglio dire, si sta concretizzando nei fatti quella che poi diverrà de facto un'alleanza strutturale, perché dopo anni nei quali abbiamo avuto questa anomalia del terzo polo stiamo tornando verso un bipolarismo in cui c'è un centrodestra e un centrosinistra che si confrontano in un'ottica di coalizione. Rispetto a questo, per fortuna il Movimento 5 Stelle non ha le nostre stesse opinioni su tutto, perché se no non saremmo due partiti diversi, se non all'interno della stessa coalizione, insomma. E Moro, lei non è schierata partiticamente, ma insomma è un assessore molto radicata sul territorio, e poi insomma la politica la possiamo intendere in maniera molto più ampia, con la P maiuscola, non solo quella partitica. Lei come la vede? Nilandi dice una cosa molto interessante: si sta ritornando al bipolarismo. Sì, allora il bipolarismo assolutamente è un fenomeno che non è solo del nostro paese, perché ho avuto per altre ragioni modo di approfondire quello che è accaduto per le elezioni francesi un mese fa, e anche come si sta lavorando in vista delle legislative che per loro cadranno il 12 giugno, che invece è la nostra data dei referendum, e effettivamente è un fenomeno che si sta riscontrando anche lì. Detto questo, i due paesi hanno due sistemi diversi, e quindi cosa significa? Che anche lì, con i risultati che sono stati da un lato diciamo della sinistra più radicale, con Mélenchon che è arrivato terzo al primo turno e la Le Pen seconda, che appunto va più su un'area invece di destra, estrema destra, c'è un sistema per cui con il ballottaggio, quindi con il secondo turno, si cerca in qualche modo di riportare verso il centro l'elettore. Qui è un sistema diverso. Certo è che difficilmente in prospettiva per il prossimo anno ci ritroveremo con questa legge elettorale ad avere una maggioranza. Quello che temo è che si ripresenti un po' quanto è già successo nel 2018, e abbiamo visto dal 2018 ad oggi che cosa è successo in Parlamento e al governo, e questo
è evidente a tutti che non crea le condizioni perché si possa fare effettivamente politica. Cioè, cosa significa? Strutturare delle politiche con un Parlamento che ha una maggioranza su dei valori, delle idee e che vuole portare avanti un progetto di lungo corso, di cui 5 anni di solito sono il minimo. Quello che accade dentro i partiti, trovo che ci sia molta vega di partito e molta poca politica, e è già in qualche modo emerso. Trovo che sia un male che affligge tanto gli schieramenti di destra quanto quelli di sinistra, e credo che questo non faccia bene alla politica di per sé e a coloro che dovrebbero avvicinarsi ad essa, appunto proprio i ragazzi più giovani. Certo. E purtroppo vedo un distacco che, invece che cercare di rimarginarlo, i partiti non fanno altro che acuirlo. Chiudo dicendo anche che i partiti non stanno a sua volta facendo un buon lavoro in vista del 12 giugno, essendoci 5 referendum e sembra quasi quasi che nessuno ne parli. Allora, non solo il Parlamento non ha fatto ciò che doveva fare, ovvero le riforme utili al tema della giustizia, in questo caso ha demandato ai cittadini la scelta, ma ha anche deciso di non informarli. Ecco, questo trovo che sia proprio l'antitesi della politica. E qua apriremo tutto un altro dibattito, non abbiamo più tempo, ma vi ringrazio per tutti gli stimoli e le riflessioni fatte. Grazie Vivian Moro, assessore all'istruzione del Comune di Roncade. Grazie Raffaele Freda, Fratelli d'Italia, capogruppo di Impegno Comune a Preganziol. Grazie Giacomo Nilandi, segretario del Partito Democratico locale a Mogliano e consigliere comunale. In ultimissima battuta vi ricordo alcuni flash di cronaca. C'è questa allerta gialla per il maltempo, è scattata alle 12, finirà domani a mezzanotte, allerta gialla soprattutto nelle zone delle Dolomiti e delle Prealpi. E poi ve l'abbiamo raccontata, ma questa sera ovviamente ci ritorneremo, questa fuga di gas che ha svuotato una delle parti più significative di Treviso, Piazza Borsa, la Camera di Commercio, la palazzina vicina, fuga di gas innescata da un gesto veramente sconsiderato di uno o più balordi, così ci ha raccontato Lucio Zanato. La polizia locale, le forze dell'ordine sono sulle loro tracce, perché poco distante, poco furbescamente, c'era anche una telecamera ben visibile, e poi vi racconteremo tanto altro, vi racconteremo questa giornata politica importante, Giorgetti, Daniele Franco, Luca Zaia al Salone Nautico, il via a questo summit dei ministri del Mediterraneo, l'incontro di oggi pomeriggio tra l'assessore Donazzan e il commissario europeo all'occupazione Smith. Insomma, c'è tantissima carne al fuoco. Rientriamo in diretta alle 18:30 con il telegiornale regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Grazie davvero ad Alessandro Granziera e Simone Merlo in regia. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.